che altrettanto ci auguriamo possa essere una linea giovane, cioè di una squadra che partendo dai giovani di quest'anno e dalle certezze di quest'anno possa promuovere una buona parte anche dei primavera e verificare durante magari la fase di preparazione quali possono restare o addirittura preferire una linea lunga di giovani in panchina piuttosto che portare elefanti in odore di pensione. E chissà quale sarà la linea seguita in estate, c'è ancora da risolvere questo finale di campionato, questi ultimi 3 match per quanto riguarda il Cagliari. Oggi, come abbiamo detto, ospite a Como, è una gara molto importante contro una formazione che potremmo dire ha per lunghi tratti del campionato mantenuto lo stesso ritmo del Cagliari, si è mantenuta sugli stessi livelli tranne nelle ultime giornate in cui è riuscita a inanellare una serie di risultati utili consecutivi o comunque una forma smagliante che gli ha concesso di salire decisamente rispetto alla posizione che ricopriva in un periodo precedente. Si può dire che il Como ha fatto un po' un percorso simile al Cagliari, ma poi quando ha trovato la chiave è rimasto più stretto a quella filosofia piuttosto che continuare a cambiare come invece è successo alla squadra di Nicola. Bravissimo Andrea, si chiama coerenza, quella che secondo me è venuta a mancare nel Cagliari, cioè a un certo punto nel Cagliari è subentrata la paura che ti blocca e non la paura che ti stimola a superare un ostacolo, e da questo punto di vista siamo tornati indietro, nel senso che abbiamo iniziato a fare un gioco più speculativo fondato sull'obiettivo del risultato che poi alla fine non hai comunque ottenuto, invece che insistere nella tua strada nel processo di crescita al costo di perdere qualche partita ma con l'obiettivo di vincerle, e in quel momento secondo me si è creata la differenza tra il Como e il Cagliari. Ed è la differenza che abbiamo visto con le partite contro il Milan, ad esempio, o contro altre grandi squadre nella prima fetta di stagione rispetto ad alcune delle ultime uscite non esaltanti. Chissà che oggi in questa trasferta così difficile contro un avversario in forma non ci possa essere la sorpresa del risultato del Cagliari, visto che nella scorsa giornata ha fatto vincere la squadra che perdeva una serie di partite. Oggi magari cerchiamo di mettere tra i bastoni tra le ruote a chi sta andando bene. Cagliari che ritrova al centro del campo Viola al posto di Marin, affidate al numero 10 le trame offensive e magari anche per ritornare a quella spina dorsale di cui stavamo parlando, e quindi il 4-2-3-1. Sì, anche se poi bisogna capire Luvumbo quanto può agire lateralmente, quanto può agire invece vicino a Piccoli. Anche questo è un ballottaggio ideale, cioè quello di chi metterli vicino a Piccoli. È stato scelto Viola parecchie volte, è stato scelto anche Luvumbo in altre occasioni, e su questo quesito si continua a torturare un po' la squadra con dei cambiamenti continui. Devo dire che la domanda che mi fate in questo momento è quanto in prospettiva mi può essere utile schierare Viola e quando mi può essere utile schierare un altro giocatore. Ecco, da questo punto di vista io continuo a dire che probabilmente la gestione anche del gruppo è un elemento che probabilmente incide su quelle che sono le scelte che si fanno per il campo, perché non può essere diversamente così, avere comunque qualche giocatore più esperto che possa essere una guida per i tanti giovani. La voglio vedere da questo punto di vista in modo positivo e non magari pensando a una difficoltà a gestire un giocatore di maggiore esperienza. E gestione che in più di un'occasione non è piaciuta ai nostri tifosi che vi ricordo volete farvi sentire al 340 5186 036, il nostro numero WhatsApp. C'è già scritto il nostro Manuel col suo consueto Forza Cagliari per caricarci prima di questo incontro contro il Como, una squadra come abbiamo detto di livello, con un allenatore in area di passaggio a una formazione più grande, a una sfida maggiormente, come possiamo dire, nobile, se vogliamo metterla in questi termini. Fabregas che fa un gioco molto palla a terra, molto in stile Guardiola, e comunque quella corrente spagnola, diciamo così, che ha visto dominare nel periodo tra il 2010 e il 2020, mentre Cagliari che oggi vedremo come cercherà di affrontare questo gioco palla a terra. Quando abbiamo accettato di giocare in modo tecnico, solitamente quest'anno non è finita bene. Oggi ti aspetti la cattiveria che possa compensare magari un tasso con palla al piede che è superiore per gli avversari? Ma intanto non so se questo sarà vero oggi, visto i cambi che sono stati operati nel Como. Certamente c'è un Nico Paz che mi fa impazzire, devo dire che la presenza di questo calciatore è una presenza che mi fa temere veramente sempre tanto, perché giocatori di grandissima tecnica, di altra categoria, mi sento di dire. Quindi bisogna capire un po' come può andare la partita da questo punto di vista e soprattutto quanto riusciranno Viola
in particolare a innescare Luvumbo e Piccoli, o quanto Luvumbo e Piccoli dovranno lavorare per Viola. Ecco uno dei motivi per cui io rimango molto perplesso. Cioè, molte volte è capitato che sia stato Piccoli a lavorare per Viola, quando Viola è andato in gol, ha avuto le occasioni, è stato perché Piccoli ha fatto un determinato lavoro, con Viola che si è inserito e è andato a cercare di fare un ruolo che non è peraltro il suo, quindi con grande dedizione, con grande partecipazione. Però, non essendo il suo, continuo a dire che secondo me lo stesso gioco di Piccoli fatto con una seconda punta vera, una seconda punta di quelle che si inserisce, un vinciguerra del caso, a mio giudizio potrebbe funzionare molto meglio. E vedremo se nel corso del match potremo andare a confutare o meno questa tesi con l'ingresso di Vinciguerra. Questo è quello che almeno ci auguriamo di vedere in campo. C'è una grande pressione mediatica, perché sì. Vinciguerra lo conosciamo io, te e qualche altro fino a poco tempo fa, perché seguiamo la primavera, tu in particolare molto, molto più di me, da anni peraltro, e da questo punto di vista devo dire che probabilmente abbiamo anche valutato nel tempo che ci poteva essere lo spazio, visto le alternative, per poterlo inserire in prima squadra. Ora che ha vinto la Coppa Italia con la primavera, ora che un po' tutti l'hanno identificato, viene spinto anche dai media nazionali, e noi sappiamo benissimo che molte volte per noi sardi, se non ce lo dicono gli altri che siamo forti, non ci crediamo che siamo forti. È proprio vero, è una legge non scritta. Tra l'altro Vinciguerra, che è anche abituato a giocare con i più grandi, perché ricordiamo che ha iniziato a giocare in primavera nella stagione di Agostini, in cui si è arrivati in semifinale di scudetto, e già lì aveva fatto dei gol importantissimi. Ricordo uno alla Fiorentina, che lui aveva 16 anni ed era riuscito ad andarsene via al giocatore avversario con una rapidità fuori dal comune. Quindi ragazzo che si abitua alle sfide, che soprattutto col carattere che ha e la grinta che riesce a mettere in campo può andare a lottare, a duellare con qualsiasi avversario, anche con quelli del Como. Vedremo se sarà così per il giovane capitano della primavera. Un altro giovane che invece è stato inserito nell'11 titolare e ritorna tra i primi 11 scelti da Nicola è Obert al centro della difesa, per sostituire Luperto, che non è al meglio. Obert, che ne abbiamo discusso in precedenza, era un giocatore che era un po' sparito dai radar. Oggi gli si chiede di fare il secondo, probabilmente in una difesa a 4, e solitamente l'abbiamo visto o largo a sinistra o braccetto nella difesa a 3. Come può interpretare il suo ruolo oggi lo slovacco? Oggi deve dimostrare di essere un giocatore maturo, perché chiaramente al fianco di Palomino, che non è un fulmine di guerra, dobbiamo assolutamente pensare che Obert cerchi di tutelare anche il compagno di reparto più lento, più impacciato, anche se più esperto. Quindi bisogna vedere veramente il migliore Obert. Ecco perché dico che sento profumo di esordio di Pintus, perché effettivamente lo schieramento Obert e Palomino è uno schieramento anche bello azzardato, ed è la ragione per la quale penso a una difesa a 4 e non a difesa a 3, con Zappa che va a destra e con Augello chiamato a partire almeno da una posizione più arretrata. E vedremo se effettivamente sarà così. Lo scopriremo tra pochissimo, quando le squadre scenderanno in campo per darsi battaglia in questa 36esima giornata di campionato. Oltre a Nico Paz, Vito, qual è il giocatore nel Como che vedi più pericoloso nei nostri confronti? Ma devo dire che Nico Paz è un po' l'anima di questa squadra, però ci sono altri giocatori, tipo la prima punta Duvikas, che si sta mettendo in mostra e che è un giocatore semi sconosciuto per molti, ma certamente di grande valore. E poi ce ne sono alcuni in panchina che comunque sia a noi sono risultati spesso indigesti. Uno su tutti è il numero 10 Cutrone, che anche se non fa grandi stagioni, quando trova il Cagliari curiosamente sembra andare in vacanza. Gli piacciono i colori rosso-blu, lo ispirano ad andare a giocare al meglio le sue partite. Vedremo se Cutrone sarà del match e se Fabregas lo schiererà nel corso dell'incontro. Noi intanto ci stiamo avvicinando sempre di più a questa trasferta cagliaritana in questo stadio del Como, che è sempre pieno anche di VIP e personalità dello spettacolo che vanno ad assistere alla partita. Chissà che non possano essere lì per celebrare la salvezza del Cagliari in questa 36esimo turno. È una squadra che invece mantiene i mediani del centrocampo. Quella di Nicola conferma per Makumbua, dopo due degli inamovibili che nel corso dell'anno sono rimasti e hanno formato anche un po' quella parte essenziale della squadra di Nicola. Sì, assolutamente sì. A me a dopo in particolare
piace terribilmente, ma dico che in coppia con Makumbu sono due centrocampisti che si completano a vicenda, due di quelli che io tratterrei, cioè se tu mi dici ma in futuro di questi che giocano chi sarebbero certamente confermati? Chiaramente Caprile, poi Zappa, Obers senza dubbio, Makumbu è a dopo, Piccoli in avanti, e devo dire che qui forse le certezze finiscono, gli altri li valuterei, cioè se io dovessi proprio vendere qualcuno preferirei vendere Luvumbo ad esempio che vendere un altro tipo di giocatore, che vendere Piccoli, perché la tipologia del calciatore è una tipologia che magari non abbiamo in possibilità edita all'interno anche dei giovani di prospettiva, quindi io veramente sto cominciando a ragionare di un Cagliari che si può integrare con quelli che usciranno dalla primavera, perché quelli possono essere utili chiaramente con 2, magari 3 mosse di mercato che ti puntellano la squadra, ma la linea secondo me deve essere quella dei giovani. Stiamo lavorando bene, c'è anche l'Under 18 che è arrivata ai playoff e sta andando avanti nei playoff, quindi dico che effettivamente dobbiamo dare corso a questo che sta succedendo, perché altrimenti stiamo facendo due discorsi diversi. C'è una società che viaggia per conto suo in Serie A e un'altra società che viaggia per conto suo a livello giovanile, sembra quasi che non abbiano comunicazione. E questo è un problema da risolvere il prima possibile, visto che poi proprio nei giovani tante squadre del campionato di Serie A riescono a trovare quella nuova linfa soprattutto. Abbiamo l'esempio della Spagna che continuiamo a citare e a non imitare. Sì, sia nell'esempio Bilbao, che è quello forse più estremo, in cui lì c'è una valorizzazione solo e esclusivamente del settore giovanile e quindi giocano solo i giocatori che provengono dalle giovanili del Bilbao, sia altri esempi come quello di Lamine Yamal, il più famoso, perché a 17 anni essere già affermato Mi sento di usare due parametri, due paralleli che sono assolutamente sardi. Non dico come la primavera di Matteoli che era tutta sarda, ma anche con la primavera attuale che non è tutta sarda, e possiamo fare due esempi. La primavera di Matteoli somiglia molto al modello Bilbao, la primavera attuale somiglia molto di più a quello del Barcellona, e quindi speriamo che ci siano anche quelle promozioni prima squadra che poi possano portare all'esplosione di questi ragazzi, alla loro partecipazione anche alla storia del Cagliari, perché è molto bello. È ultimamente troppo difficile vedere questo tipo di giocatori che rimangono poi a Cagliari e possono essere determinanti anche per la prima squadra. Intanto il match è sempre di più alle porte, abbiamo detto che il Como non si presenta con la miglior squadra e Fabregas ha mosso qualche pedina anche per far giocare qualche interprete che nel corso del campionato ha visto poco il campo. Come ti aspetti l'inizio di questa partita tra queste due formazioni, Vittor? Abitualmente col fischio dell'arbitro, non so se oggi sarà così. No, sto scherzando, chiaramente me l'aspetto con due squadre che partiranno forte entrambi, un po' perché il Como non ha niente da perdere, cioè non ha obiettivi particolari e quindi giocherà per divertirsi, e speriamo che il Cagliari giochi per divertirsi con l'idea di vincere. E allora è questo l'augurio che ci facciamo. Sentiremo tra pochissimo Vittorio Sanna per la cronaca in diretta. Tra poco, Vittor. A tra poco. Noi ci prendiamo intanto un attimo di pausa e poi iniziamo a raccontarvi la partita tra Como e Cagliari. A tra poco. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale,
il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, i corazzetti quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro fantastico inno ci introduce come sempre al match del Cagliari, iniziata da qualche minuto la partita tra Como e Cagliari, valida per il 36esimo turno del campionato di Serie A, terzultima giornata quindi di questa stagione. Vedremo se oggi potrà arrivare la certezza della salvezza della squadra rossoblu. Servirebbe una vittoria per essere tranquilli e non dover guardare neanche i risultati delle altre, mentre con gli altri due punteggi si dovrà attendere il fischio finale dell'Empoli e del Venezia. Queste le altre squadre soprattutto da guardare con la lente di ingrandimento, ma c'è un Cagliari che deve cercare di andare a prendersi i 3 punti in quel di Como. Rileggiamo velocemente le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Nicola. Reina è il portiere della squadra di casa, Voivoda, Goldaniga, Kempten, Valle compongono la linea difensiva, Caccherete e Perrone sono i mediani, mentre D'Acugna, Nicopass e Strefezza giocano in tre quarti. Dietro l'unica punta Duvicas. Cagliari che risponde con il 3-5-2, Caprile il portiere, Zappa, Palomino, Bert sembrerebbe essere la formazione iniziale, a meno che non si passi a 4. Nel caso in cui si rimanga a 3 il centrocampo sarebbe composto da Zortea, Macumbu, Viola, Adopo e Augello. L'attacco vede protagonisti Piccoli e Luvumbo, anche se sappiamo che quando gioca Nicolas Viola si tende particolarmente a cercare di intrecciare delle trame anche con il numero 10 cagliaritano, e quindi vedremo soprattutto questi ultimi due andare a dialogare il più spesso possibile con il giocatore calabrese. Questo un po' le emozioni, le sensazioni prima della partita. Intanto noi seguiremo anche i risultati sia del match già in corso valido in Spagna all'intervallo tra Valencia e Getafe sul punteggio di 3-0 per la squadra di casa, ma anche alle 3:30 inizieranno tutte le partite della Bundesliga, ben 4 in contemporanea, e vedremo come andranno. Noi invece siamo pronti per quanto riguarda vivere le emozioni dello stadio del Como. Andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 3 minuti e 20 del coso primo tempo, un infortunio ha interrotto il gioco per 1 minuto e mezzo, infortunio a Nicolas Viola, che però sembra in grado di poter ricominciare la partita, è andato a sbattere su un avversario. Cagliari che gioca con il 4-2-3-1 come avevamo ipotizzato, con i due mediani Macumbu e Adopo, e con i 3 trequartisti, con Viola dietro Piccoli e con Luvumbo molto più largo a sinistra. È rientrato adesso Viola nel rettangolo di gioco dopo essere stato medicato per un'epitassi, per la perdita di sangue dal naso, ma niente di particolare
e niente di compromettente con il giocatore che è ritornato regolarmente in campo. Attenzione al Brescia che tenta di attaccare nel settore destro, porta il pallone in questo caso con Perrone, passaggio che viene portato verso il giocatore e poi il tiro tentato con girata, in questo caso da Cachere con il pallone che viene ribattuto dal Cagliari e quindi riportato tra le maglie rosso-blu. Primo tentativo portato anche da sinistra con Alex Valle che si era proposto, ma il tiro era del numero 80 mi pare, anche se poi sui numeri dobbiamo andare a verificare un pochino. Mi è parso il numero 80 Cachere che è andato a concludere con la palla ribattuta da un difensore del Cagliari, che adesso Cagliari con la sua difesa rimette in gioco cercando Augello, giocatore più arretrato in questa circostanza, pallone che ritorna a Caprile, che calcio verso destra, aveva da saltare Zortea che fa da sponda, arriva dopo che prolunga per Piccoli, in palleggio alla ricerca di Viola, duello ancora con Perrone che fa da cattivo proprio come nella sua natura letteraria classica, e per questo l'arbitro assegna un calcio di punizione alla squadra rossoblù per il fallo di Perrone ai danni di Viola. Calcio di punizione già battuto, quella dopo che dà a destra, ma in questo caso con Zappa che non riesce a intercettare il pallone servito nel settore destro. Esce in fallo laterale, 5 minuti e 20 con la possibilità di rimessa nel settore di sinistra di Valle pronto a effettuare la rimessa, va su lungolinea, c'è il tentativo d'anticipo riuscito con palle in fallo laterale da parte del 24 Palomino, ancora rimessa in gioco per il Como, stavolta il pallone per Strefezza, lo protegge da dopo, quindi il tocco per Cachere, da questi a destra con il passaggio a largo a cercare l'avanzare del Como, pallone portato in questo caso al giocatore numero 31, 31 era Voivoda, poi pallone calciato col sinistro che impegna Caprile in calcio d'angolo con i pugni, Caprile si è disteso sulla sua sinistra sul tiro tentato da fuori proprio da Perrone, pallone che è passato e Caprile che non ha rischiato, si è tuffato sulla sua sinistra mandando in calcio d'angolo, angolo per il Como al 7° minuto del primo tempo, con Caprile che dispone della barriera in questa circostanza per evitare guai, tutti piazzati, dalla sinistra del portiere sta per partire il cross all'interno dell'area, ecco il tocco di Strefezza, pallone corto che viene controllato da Acugna, rubato da Luvumbo che riparte in contropiede, non c'è fallo, Luvumbo che appoggia appena dopo, accelera dopo, al sinistra di Macumbu, palla nuovamente per Luvumbo, il cross di Luvumbo all'interno, anticipato Piccoli, ma arriva a sostegno Viola, il sinistro di Viola, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde direttamente sul fondo, non so se c'è stata una deviazione, protesta del Como per il fallo in avvio, sta di fatto che il risultato rimane sullo 0-0 con qualche recriminazione da parte dei Piccoli su questo tentativo velleitario di Viola che ha colpito male il pallone e con la deviazione comunque da parte del portiere che non è stata vista lì nello studio. Eh sì, deviazione decisiva di Reina sul tiro di Viola che con tutta probabilità non era così poi distante dalla porta del Como, il sinistro di Nicolas Viola che Reina ha toccato palesemente per mandare in angolo e quindi Cagliari che ci ha provato sulla ripartenza veloce innescata da Zito Luvumbo, molto bravo ad aggredire il portatore di palla e a correre in modo rapido verso la porta avversaria. Ottimo anche l'interpretazione di Adoppo nel servire nuovamente il numero 77 che poi purtroppo non ha trovato il cross adatto per andare a dare la palla a Piccoli, con l'azione poi come abbiamo detto terminata col tiro deviato dal numero 10 Viola che non è stato visto dall'arbitro e quindi rimessa dal fondo, ma anche Caprile immediatamente impegnato in questo match tra Como e Cagliari. Il tiro di Perrone da fuori lasciato forse un po' troppo libero, è stato bravo Obert nella circostanza a togliere la mano e il braccio dalla traiettoria della palla perché stava proprio andando verso l'arto del difensore del Cagliari che con grandi riflessi è riuscito a togliersi e ha affidato la presa della palla al suo portiere che ha preferito mettere in calcio d'angolo. Andiamo a vedere un po' di statistiche tra queste due formazioni, tra Como e Cagliari. 50 i precedenti totali tra le due compagini, in cui i sardi hanno ottenuto 20 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte, di conseguenza un filotto
più positivo per quanto riguarda la squadra rossoblù rispetto agli avversari. In trasferta il bilancio però peggiora drasticamente, con 24 incontri disputati in cui i rossoblù sono usciti vincitori in 5 occasioni, sconfitti in 12 e in 7 gare si è pareggiato. L'ultima vittoria rossoblù contro i comaschi risale al match di Serie B del gennaio 2023, vinto per 2-0 con i gol di Pavoletti e Azzi, mentre l'ultima vittoria sarda in trasferta risale al 9 novembre del 2003 con la Serie B, l'1-3 conquistato grazie alle reti di Suazzo e al gol conclusivo di Langella. Quindi questo è l'ultimo successo del Cagliari, che è fuori dalla Sardegna contro il Como, ha vinto solamente 5 volte, ma nelle ultime 4 partite giocate in Lombardia il Cagliari è imbattuto, 3 pareggi di fila, tutti per 1-1, e la vittoria che vi abbiamo detto, quella del 2003 con i gol di Suazzo e Langella. Questo un po' il filotto e le statistiche tra le due formazioni che oggi si affrontano per questo 36esimo turno, che è iniziato ieri con il match tra Bologna e Milan, una gara valida per le posizioni più alte del tabellone. Ci si giocava un avvicinamento o meno all'Europa. Il Milan è riuscito a riportarsi vicino agli emiliani grazie al successo, 3-1 il punteggio conclusivo, con la squadra rossonera che già dal primo tempo è riuscita a passare in vantaggio. Una partita che finalmente ha convinto tanti tifosi del Diavolo, che ultimamente non si trovavano particolarmente soddisfatti. Vantaggio del Bologna, scusate, in apertura di secondo tempo, ma pareggio del Milan al minuto 73 grazie al gol di Gimenez, con il sorpasso che è stato completato al 79esimo grazie a Christian Pulisic, che è andato a mettere a segno il 2-1, e conclusivo il gol ancora di Santiago Gimenez, che è tornato quindi a essere incisivo all'interno della Serie A dopo un'ottima partenza ma un continuo parecchio deludente. 3-1 al minuto 92, e Milan che ha raccolto i 3 punti contro il Bologna, e come abbiamo detto Milan che sale a 60 lunghezze conquistate, a 2 dal termine, si porta a -3 dalla Lazio, che è l'ultima qualificata in Conference prima ancora di giocare questa partita che l'aspetta. Vedremo se ci saranno ancora speranze. Bologna che invece si ferma a 62 ai piedi dell'Europa, e adesso deve riprendere immediatamente la corsa in questi ultimi 2 appuntamenti se vuole ritagliarsi un posto tra le competizioni internazionali della prossima stagione. Questo è il resoconto per il match che si è svolto nella giornata di ieri, ha dato il via al 36esimo turno del campionato di Serie A. Per quanto riguarda invece la partita tra Como e Cagliari, non ci sono state altre grandi emozioni nel tempo in cui noi abbiamo parlato, solo un fallo a centrocampo un po' violento su Viola, qualche protesta dei giocatori del Cagliari, ma niente di troppo esagerato. Grande irruenza dell'avversario, che è andato a colpire in modo deciso il numero 10, che è caduto, è rimasto un attimo a terra, ma fortunatamente si è rialzato senza particolari problemi. Ci scrive al 340 5186 036 il nostro numero WhatsApp per comunicare e dirci la vostra in diretta. C'è scritto il nostro Alessio, che ci manda un forza Castedu con le sue consuete immagini per darci la carica anche in questo terzultimo turno, e speriamo di poter raccontare una vittoria del Cagliari che andrà a essere proprietario del proprio destino, andando a vincere, quindi a salvarsi in modo automatico. Questo è l'augurio che ci facciamo, anche se in questi minuti iniziali dobbiamo dire sembra una partita abbastanza equilibrate tra 2 squadre che non vogliono attaccarsi senza criterio, ma che stanno studiando il metodo migliore per andare a offendere l'avversario. È un po' una fase di studio, allora noi studiamo questo match continuando con le nostre statistiche, vediamo i precedenti tra i 2 allenatori. Non ci sono tantissimi dati, visto che Fabregas non ha una grande lunga carriera all'interno del campionato di Serie A, ma Nicola ha allenato in 6 occasioni il Como, ottenendo 4 pareggi e 2 sconfitte, quindi il tecnico rossoblù non ha mai vinto contro i comaschi. Per Fabregas invece un solo incontro contro il Cagliari, lo stesso vale per gli incontri contro Davide e Nicola. Nell'ultima nella gara di andata in cui si è pareggiato per 1-1
il match in Sardegna. Questo il filotto per quanto riguarda gli allenatori che siedono sulle rispettive panchine e oggi hanno scelto gli 11 titolari che stanno affrontando il match. Per quanto riguarda invece gli ex presenti tra le due formazioni, nessuno nel Cagliari, mentre ben 3 nel Como, tutti appartenenti al reparto difensivo. 2 sono coloro che formavano la coppia difensiva del Cagliari fino a qualche anno fa, ovvero Dossena e Goldaniga, e l'altro è Vigorito, il terzo portiere della squadra oggi padrona di casa, sardo, ex Primavera Cagliari nonché Cagliari, quindi anche lui fa parte di coloro che hanno vestito entrambe le maglie in questo incontro, in questo match up che vi stiamo raccontando. Vedremo come andrà la gara del Cagliari, anche degli ex, visto che uno in campo, Goldaniga, Dossena invece è infortunato e Vigorito non dovrebbe giocare oggi vista la presenza già del secondo portiere Reina rispetto a Butes, ma vedremo se al massimo ci potrebbero essere degli aggiornamenti con il passare dei minuti. Rispetto alla formazione precedente, il Cagliari ha cambiato 2 interpreti, fuori Luperto e Marin e dentro Obert e Viola. Questi gli unici cambi rispetto all'ultima formazione che ha affrontato l'Udinese riguardo le scelte di Nicola. Como che invece ha cambiato parecchi giocatori. Il primo è il portiere, come abbiamo detto, Reina al posto di Butes, ma anche Moreno che è stato lasciato in panchina per favorire l'ingresso di Valle, così come anche Icone e Cutrone, che non sono parte dei primi 11 ma che potrebbero esserlo nel corso dell'incontro, a seconda anche di come si metterà la partita per una o per l'altra formazione. Vedremo un po' come continuerà questa gara. Intanto andiamo a vedere quali saranno i prossimi match che ci attendono in questa 36esima giornata, perché dopo il Cagliari la giornata continuerà in questo sabato alle 18, big match di questo turno insieme all'ultimo conclusivo, ovvero quello tra Lazio e Juventus. Entrambe si giocano un posto in Europa, una qualificazione che possa essere alle coppie più prestigiose, visto che tutte le squadre si trovano nell'intorno di 3 punti. Tra il Milan ottavo e la Juventus quarta ci sono appena 3 punti di distanza, quindi capite quanto può essere incerto questo finale di torneo e quanto è importante questa partita per le due formazioni. Lazio che deve andare a rincorrere coloro che stanno più in alto, è a pari punti con la Juventus a 63, così come a 63 anche la Roma, ma la Juve è al quarto posto perché è meglio posizionata negli scontri diretti e quindi ancora di più oggi può essere un'occasione per scombinare le carte in tavola e andare a far vivere una parte finale di torneo assolutamente incerta. Lazio che nelle ultime 5 partite non ha mai perso, 3 vittorie e 2 pareggi, Juve maggiormente altalenante, 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta, quella contro il Parma per 1-0 qualche settimana fa, sconfitta che aveva concesso ai crociati di risalire in modo deciso e allontanarsi dalla zona più calda della parte salvezza. Parma che anch'esso deve giocarsi le ultime carte in questo torneo, ma che con tutta possibile probabilità riuscirà a mantenere la categoria al termine di queste 38 giornate che compongono il campionato di Serie A e che stanno per arrivare alla fine. Partita che continua tra Como e Cagliari senza grandi emozioni. Como che tiene maggiormente il possesso della palla e giostra con maggior facilità la sfera all'interno delle suoi componenti, si passa a destra e sinistra con tanti passaggi rapidi, ma si attende per offendere solamente il momento in cui il Cagliari scopre un po' il volto per andare a recuperare il pallone. È una gara di studio, è una gara che però il Cagliari non sta riuscendo a interpretare in modo offensivo. Vedremo se i prossimi minuti potranno raccontarci di un epilogo differente, anzi ce lo andiamo a far dire direttamente alla voce del Cagliari, il nostro Vittorio Sanna. Il primo ammonito è Caccherè, fallo ai danni di Zappa e quindi calcio di punizione per il Cagliari che sta giocando un po' aspettando il Como che fa la partita, il Cagliari che non si è visto praticamente in fase d'attacco se non con il tiro che abbiamo raccontato di Viola nel precedente collegamento. È Zappa che va allo stop, gli porta via il pallone Strefezza, interviene poi Zortea che però non riesce a servire a dopo, il pallone è recuperato da Valle, dato all'indietro per Goldaniga, lo fa ruotare, anzi data di Kempf e adesso Goldaniga che lo rende
ancora il giocatore numero 2. Kempf, che tiene il possesso di palla, va in diagonale a servire un compagno che rende immediatamente all'indietro, ancora per Valle, ruota il pallone tra i giocatori di difesa, ora è Goldanica che avanza, porta la palla nella metà campo avversaria, poi c'è il tocco largo da parte di Paz a servire ancora un proprio compagno, si tratta in questa circostanza del laterale d'Acugna, col pallone ancora giocato verso sinistra nella zona in cui Strefezza tenta di partire puntando Zappa, ancora Strefezza si accentra, va il cross, attenzione, un pallone che taglia tutta il rigore, scavalca per fortuna in questo caso Duvicas e il pallone si perde direttamente sul fondo. Dobbiamo dire che Ober sta facendo un po' di fatica a contenere Duvicas, anche perché è sempre lui che deve andare a cercare di contrastare la punta più avanzata del Como, con Palomino che fa un po' il libero di una volta, cioè praticamente sta là per tentare di andare al raddoppio quando è necessario. Palla per Macumbu che ha ricevuto in una zona esterna a sinistra, va a cercare Adopo, il controllo di Adopo che tenta di accelerare, gli portano via anche stavolta la palla, è un Cagliari un po' troppo rinunciatario in questo avvio di partita. Strefezza dentro, il pallone per fortuna viene intercettato, e Zappa che mette in movimento Zortea. Vediamo se in contropiede il Cagliari, scavalcato in centrocampo, riesce a produrre qualcosa di utile. Attacca ancora Zortea, scavalca la linea centrale, arriva sulla tre quarti, porta il pallone, lo poggia all'indirizzo di Adopo che è costretto dalle spalle alla porta, e poi servire Macumbu che allarga a sinistra chiamando a Augello l'azione, lo scambio con Luvumbo che punta l'avversario, effettua il cross, palla ribattuta che termina in fallo laterale. Un po' troppo compassato questo Cagliari, che sembra preoccuparsi quasi esclusivamente di gestire il possesso di palla e non di cercare di attaccare, sembra quasi voler amministrare la partita lasciando sfogare il Como e ripartendo esclusivamente in contropiede. Attenzione ancora a Luvumbo nel settore di sinistra, accelera, entra in aria, vince il rimpallo, ancora Luvumbo, protegge il pallone, contatto, viene invitato a rialzarsi e riparte il Como. Attenzione il settore di destra, ora il Como che tenta la controffensiva approfittando di un pizzico di spazio, poco, perché il Cagliari non aveva spinto con molti suoi uomini, li aveva tenuti un po' più arretrati per cercare di proteggere l'azione. Quindi a difesa schierata il Como ci tenta col passaggio laterale di Valle che mette in movimento ancora un suo compagno in una zona interna del campo, è proprio il 33 che abbiamo citato prima da Cugna, poi c'è il cross tentato da Voivoda, pallone direttamente sul fondo. Tutt'altro che bella la partita, è bello il sole, è bello il lago, ma è bello anche vedere il gioco del calcio che in questo caso ancora non l'abbiamo visto lì nello studio. E su questo intervento del nostro Vittorio noi ci prendiamo un attimo di pausa e lasciamo spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it.
Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. A dopo l'1-0 del Cagliari con il gol di Adopo che riesce a beffare sul primo palo Reina e porta in vantaggio la squadra rossoblu. Tiro col destro sul primo palo e portiere Spagnolo che ha visto la sfera passare sotto la sua ascella per poi finire dietro la schiena, e quindi vantaggio del Cagliari che riesce a superare nel punteggio il Como dopo poco più di 20 minuti grazie anche un pizzico di fortuna. L'azione era stata bella sulla sinistra di Luvumbo che aveva puntato ancora una volta l'avversario, è riuscito a entrare in area, a mettere al centro un pallone rasoterra potente per l'inserimento di uno dei suoi compagni che però non era riuscito a intercettare. Palla che è arrivata nel secondo palo con Zortea che ha servito in modo intelligente a dopo che si inseriva il tiro del centrocampista francese e il gol del vantaggio del Cagliari che quindi conduce in trasferta sul Como 1-0 firmata dopo, ma dobbiamo dire grande la complicità di Reina nella circostanza che si è fatto passare la palla sotto in maniera davvero scordinata e goffa, ma consentito in questo caso al Cagliari di andare sull'1-0. C'è scritto al 340 5186 036 il nostro Mauro da Quarto. Buon pomeriggio a tutti voi amici, squadra ancora in fase di studio, ci aveva scritto prima del gol, siamo fiduciosi, forza Cagliari, ci ha visto bene, erano ancora in fase di studio, alla fine a dopo ha studiato il fatto che Reina non sarebbe stato così eccellente sul primo palo ed è riuscito a sfruttare questa inesattezza dell'esperto portiere comasco per portare in vantaggio il Cagliari che quindi ora sta sull'1-0 nonostante abbia creato meno, ma è stato decisamente più incisivo le volte che si è fatto avanti ed è riuscito ad arrivare dalle parti di Reina. Questo quello che succede quindi a Como, il Valencia ancora 0-0 mentre non sono iniziate le altre partite, quindi noi continuiamo con le nostre statistiche per capire un po' e avere tutti gli elementi per valutare questo match tra Como e Cagliari, come il portiere Francesco Fornò della sezione di Roma 1 alla 52esima direzione in assoluto nella massima serie, ma durante la quali ha maturato una media di 4,78 cartellini gialli a partita, quindi un arbitro con il cartellino facile, con 3 doppi gialli, 5 rossi e 19 rigori assegnati, circa lo 0,27 per incontro. La sua media in tutte le competizioni invece di 3,93 gialli per match, molto meno rispetto al suo filotto in Serie A, lo 0,32 rigori fischiati per incontro. Nelle 10 precedenti partite arbitrate in questa stagione è stato 42 gialli, un rosso e ha segnato 3 rigori. Ha diretto il Cagliari in 8 occasioni in cui i rossoblù hanno ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In trasferta i rossoblù non hanno mai perso sotto la direzione di Fornò e questo è un dato importante. Non ha mai diretto il Como all'interno della sua carriera da arbitro ed sarà supportato in questo match dagli assistenti Scatragli e Capaldo. Il quarto ufficiale è Gallipò, mentre al VAR ci sarà Gariglio e Aureliano. Questa è la formazione arbitrale per dirigere al meglio il match del Cagliari che, come abbiamo detto, è passato in vantaggio. Cagliari che era reduce dalla sconfitta con l'Udinese 1-0, cioè la sconfitta con l'Udinese 2-1 tra le mura amiche, mentre il Como viene da 6 risultati utili consecutivi e vince da 5 settimane di fila, come abbiamo detto nel prepartite. Quindi una gara che ha avuto tante statistiche a cercare di definirla, ma che per ora vede il Cagliari in vantaggio in questa giornata, col Como che però ha avuto l'occasione per pareggiare qualche minuto or sono, un cross al centro deviato da parte di un difensore rossoblu, con la palla che per poco non è arrivata all'attaccante della squadra di casa sul secondo palo, che fortunatamente non è riuscito a impattare la sfera e ha visto la palla rotolare
più in là senza essere deviata, con il Como che anche successivamente ha cercato di rendersi pericoloso con un calcio d'angolo sul quale ha svettato Goldaniga. La palla è arrivata a un altro giocatore della squadra di casa con la respinta prima di Caprile e poi sul secondo tiro effettuato da Kempf di un difensore che è riuscito a murare in calcio d'angolo. Nella circostanza si trattava di Palomino. È una gara che quindi, dopo essere stata sbloccata, la squadra rossoblù ha preso un po' più di ritmo, col Como rabbioso che cerca di pareggiare immediatamente i conti, e lo fa con la classe dei suoi giocatori, perché l'assedio dei padroni di casa non accenna a fermarsi. Sul successivo angolo rispetto a quello che vi abbiamo raccontato, causato dal muro di Augello, palla che è stata servita a Nico Pass fuori area, la palla è arrivata rimbalzando, ma comunque il giocatore in prestito del Real Madrid è andato a colpirla con il mancino in modo preciso, impegnando Caprile alla parata, ma fortunatamente sulla circostanza c'era posizione irregolare, quindi è stato successivamente fischiato un fallo in favore del Cagliari. Il nostro Paolo da quarto ci ha scritto gol con un po' di fortuna, va bene così, ci sta effettivamente questa analisi e questo riassunto. C'è scritto anche il nostro Luigi: buon pomeriggio da Itabus Napoli-Roma, vi giunge il mio forza Cagliari. Grande Luigi, le mandiamo un abbraccio, bene a dopo, con la complicità di Reina. Parecchio complice in questo caso il giocatore ex Liverpool, col quale ha vinto tantissimo. È un giocatore che si è reso famoso soprattutto con quella maglia, poi è passato al Napoli in cui ha avuto una seconda giovinezza, poi qualche prestito fino a terminare al Como, in cui a inizio anno era il titolare, ma poi con il passare delle settimane ha perso sempre di più il posto. Un Como che infatti è passato alla linea giovane in tutto e per tutto. Anche oggi con le scelte del mister Fabregas si intravede questa filosofia. Infatti Valle è un 2004, il giocatore che sta giocando come terzino sinistro, il resto della difesa è un po' obbligata, mentre già a centrocampo si vedono questi interpreti come Perrone 2003 o Caccherè 2000, che sono davvero dei giocatori interessantissimi, oltre al solito Nico Pass 2004 che sta incantando l'intero campionato e probabilmente è nel mirino di molte squadre che si giocano le posizioni più prestigiose dell'intero torneo. Vedremo se nel corso dell'estate andrà a trasferirsi in un'altra squadra o meno, se resterà al Como per interpretare anche la prossima annata. Si lamenta Duvigas per una trattenuta di Oberta all'ingresso in area, davvero esagerata la caduta di Duvigas. È giusta la decisione dell'arbitro di non assegnare un fallo in quella circostanza. Oberta aveva appena toccato la maglia del riferimento offensivo della squadra di casa e lui si è fatto cadere con facilità. L'arbitro non c'è cascato e ha fatto giocare, ha fatto continuare la gara. È un arbitro che sta concedendo parecchio, ma che poi quando deve fischiare mette mano al cartellino, così possiamo tradurre la prova fino a questo momento di Fornò. Già 2 le ammonizioni, ma in più di una circostanza ha fatto sì che il gioco proseguisse anche su qualche contatto che un altro interprete, un altro suo collega avrebbe invece valutato in maniera differente. Quindi vedremo se continuerà con questo metodo di giudizio Fornò, che per ora, come abbiamo detto, ha già ammonito Caccherè nella formazione comasca per un fallo su Viola a centrocampo qualche minuto or sono, prima ancora che il Cagliari riuscisse a trovare il vantaggio grazie al gol di Adopo. Sono iniziati i match in Germania, si giocano, come abbiamo detto, 4 partite: Bochum Mainz, Werder Brema contro Lipsia, Kiel contro Friburgo, infine Union Berlino che se la vede con l'Einheim. Vedremo come andranno questi match in una delle giornate conclusive del campionato tedesco, che ha regalato al Bayern Monaco il titolo, tornato campione dopo l'escursus del Bayer Leverkusen nella passata stagione. Bayern Monaco che quindi si conferma come la squadra più forte di Germania e vedremo in questa giornata che farà, anche se non sarà impegnato in questo turno alle 15:30, ma giocherà successivamente. Noi siamo pronti invece a vivere le emozioni del match del Cagliari. Andiamo a farlo come sempre con la cronaca di Vittorio Sanna.
32 minuti e 51, tentativo d'attacco del Cagliari che viene smorzato anche per un tentativo di catturare una punizione da parte di Viola, ma l'arbitro non c'è cascato e quindi rilancio lungo con Augello che ha già ricevuto da Caprile, a cui rende il pallone. Caprile protagonista in una precedente serie di attacchi di una parata in particolare sul tiro di Nico Paz, che ha permesso ai rossoblù di rimanere in vantaggio grazie alla papera del portiere del Como, Reina, che effettivamente ha collaborato non poco al gol di Adopo. Adesso parte Luvumbo a sinistra, accelera nel settore, poi va a cercare Augello che parte un po' in ritardo e infatti ne approfitta Goldaniga per proteggere, lasciare uscire sul fondo. Non ha intuito, non è partito immediatamente, poco reattivo in questo caso l'esterno di sinistra del Cagliari, che è partito in netto ritardo, e quando è partito era già in vantaggio Goldaniga. Ora è il Como che imposta, porta pallone nella zona di difesa con il suo giocatore numero 23, si tratta di Perrone che cambia fronte andando a cercare dall'altra parte D'Acugna, che allarga a destra per Voivoda ritorna da D'Acugna all'altezza della linea centrale del campo, il pallone ancora per Perrone, fraseggio tra di loro col pallone che ritorna sempre nei soliti piedi. Eccolo ancora Perrone che stavolta cambia, va a cercare più lateralmente un compagno, prima Valle e poi ancora i difensori. È intervenuto prima Kemp e poi a sinistra si cercava di passare, ma il Cagliari si chiude bene, il pallone ritorna nel cerchio di centrocampo, riparte da Goldaniga, ancora per Kemp che tenta di trovare un varco, desiste, ritorna all'indietro nella propria metacampo. Senza idee il Como, è ben coperto il Cagliari in questo frangente, il pallone a destra, vediamo se ora Perrone riesce a trovare una soluzione, lo affronta Viola, il passaggio laterale per Kemp che stavolta avanza fino alla tre quarti, al suo fianco a Valle, riceve il numero 41, si accentra portando palla, lo insegue, lo travolge Zortea, è applicata la norma del vantaggio, prosegue il gioco, attenzione, la palla sulla destra, il cross all'interno, la girata tentata in questo caso da Duvikas col pallone alto sulla traversa. 35 minuti e 10 con palla alzata in questo caso sul cross da destra, e precedentemente c'era stato un fallo che l'arbitro ha tollerato lasciando proseguire, era stato un fallo di Zortea che aveva spinto alle spalle un avversario. Nel frattempo il pallone è terminato fuori, tutt'altro che contento, inquadrato in tribuna il presidente del Como per questo primo tempo, ma d'altronde non è un primo tempo vivace, è il risultato che fa cantare i tifosi del Cagliari. Non abbiamo visto molto di più se non il tiro di Adopo con la papera di Reina, il colpo di testa ora in ribattuta di Kempf, il pallone che viene rigirato nel Como che tenta di costruire, colpo di testa anche di Obert, quello di Macumbu all'indietro per Augello, attaccato in questa circostanza dal 33, si tratta ancora una volta di D'Acugna, pallone che ritorna a Caprile, da Caprile a destra per Zappa, stoppa il pallone, prolunga alzandolo al cielo nella zona di Adopo, colpito dalla palla dopo un rimbalzo, recuperata la palla ancora da parte del Como con Valle che ritorna all'indietro cercando in questo caso Kempf che va a spostare il gioco sul Goldaniga, il Como che costruisce ancora con Perrone per Goldaniga, stavolta poco prima della linea centrale del campo, ritorna il pallone su Kempf che è colui che gode di maggiore spazio e in corrispondenza di Viola che chiaramente ha meno reattività rispetto ad altri. Attenzione a Strefezza che cerca di puntare Zappa, si ferma e ritorna ai 20 metri col passaggio ancora all'indietro per Valle, ricomincia il Como ma da una zona più avanzata. Attenzione al pallone portato da Goldaniga che allarga sulla destra dove c'è l'attacco di Voivoda, rende ancora Goldaniga, il cross all'interno, chiude Palomino riuscendo ad arrivare sul pallone anticipando in questo caso Kakeret che era alle sue spalle, ma il Como non desiste. Nico Paz, la palla all'indietro ancora per Nico Paz che non parte, chiude molto bene Macumbu, il pallone allontanato, 37 i minuti nel frattempo col pallone che viene inseguito da Piccoli, arriva a sostegno Zortea, il rimpallo non lo favorisce, la palla esce in fallo laterale. 37 minuti e 16, sempre Como 0 Cagliari 1, decide Adopo in collaborazione con Reina, linea allo studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso.
calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ha pareggiato il Como con tutta probabilità, un passaggio in verticale che ha visto lo scatto di Caqueré, che si è ritrovata tu per tu con il portiere Caprile, gol che è stato annullato per fuorigioco nell'immediato, ma con tutta probabilità sarà rivisto perché è abbastanza dubbia la segnalazione. Bisognerà vedere se il fuorigioco automatico confermerà l'impressione del guardalinee. C'è da dire che il Cagliari stava un po' perdendo i nervi in alcuni dei suoi interpreti. C'è stata una rovesciata a centrocampo abbastanza improvvisa, senza grande motivazione, di Viola, che è andata a cercare di servire Lovumbo in questo modo acrobatico, mandando a fare al filtrante, ma questo non è riuscito. Qualcuno deve averlo rimproverato e Viola si è girato e ha detto chiaramente con il labiale molto leggibile: stai muto a qualcuno con tutta probabilità dei suoi compagni, e immaginano subito dopo infatti gol del Como che viene convalidato, e quindi 1-1 del Como che ritorna in parità contro il Cagliari. La rete di Caqueré molto bella nella sua interpretazione da parte del giocatore comasco, troppa libertà invece lasciata dalla difesa, che ha fatto andare il centrocampista tu per tu con Caprile. Molto bravo il numero 80 ad alzare il pallone con un tocco sotto alla Marco Sau, se vogliamo chiamarlo così. Sembrava uno di quei gol del giocatore ex Cagliari, e quindi Como che riesce a pareggiare in modo improvviso, disattenzione totale della difesa del Cagliari, che si è fatta bruciare in velocità da Caqueré, con il lancio preciso del compagno che ha trovato il centrocampista a tu per tu con Caprile. Molto bravo nella scelta del pallonetto nella circostanza, e anche nel non mandare la palla troppo alta, ma con il calibro giusto che consentisse al Como di raggiungere il pareggio. 1-1 quindi sul finale di primo tempo tra Como e Cagliari. Alla rete di Adopo, con la complicità di Reina, ha risposto Caqueré con la complicità della difesa del Cagliari, è rimasta immobile. È davvero un peccato non aver sfruttato il vantaggio che era riuscito a creare, ma chissà che il Cagliari non possa immediatamente andare a riprendersi la testa, almeno
parziale dell'incontro in questo finale di primo tempo. Vedremo se sarà così e vedremo come verranno interpretati e come si reagirà al gol subito in questi minuti conclusivi, ma davvero era nell'aria dopo aver visto quella reazione di Viola al centro del campo che si girava e diceva chiaramente a qualcuno di non criticarlo per le scelte che avrebbe preso nel corso della gara. Appena dopo è arrivato il gol del pareggio del Como, quasi a voler punire quella incomprensione, quel nervosismo che sembrava montare all'interno di un Cagliari che in realtà stava vincendo nonostante avesse fatto poco nel corso del primo tempo per essere superiore ai padroni di casa. È cambiato uno dei punteggi per quanto riguarda la Bundesliga, si è sbloccato il primo match di questo pomeriggio ed è il vantaggio esterno dell'Heinenheim contro l'Union Berlino 1-0, quindi in trasferta della formazione che in questo momento si trova nella capitale per giocare la sua partita. Il gol è stato realizzato da Beck al 12° minuto, un Heidenheim che se dovesse arrivare questo successo in trasferta vedremo dove arriverà all'interno della classifica, ve lo comunicheremo immediatamente, anche se vi informiamo che qualche minuto or sono c'era stato un tiro del Como che si era rifatto vedere in avanti, che è stato deviato in calcio d'angolo. Heidenheim che si trova al 16° posto in questo momento a 29 punti con ancora oltre questo un'altra partita da giocare, quindi la vittoria è indispensabile se anche vuole sperare di poter riuscire a ottenere una salvezza o immediata invece di dover passare per lo spareggio, come sarebbe nel caso finisse con questo numero di punti e questa posizione. Intanto il match tra Como e Cagliari continua a scorrere con la reazione del Cagliari che non è stata abbastanza convincente per riportarsi subito in vantaggio contro la squadra di Fabregas. Como che dopo qualche secondo è tornato a gestire il possesso palla senza grandi difficoltà e adesso si appresta a vivere questa parte finale di primo tempo come noi ci apprestiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Calcio di punizione per farlo subito da Viola, se l'è presa con Zortea in una situazione in cui tu fai una rovesciata stile Poeto nella tua metà campo e mandi il pallone in fallo laterale. Sì, d'accordo, non va bene che il compagno lo rimproveri, ma dovresti chiedere scusa per quello che hai fatto. Attenzione a Zappa, sinistro, zappato, pallone intercettato dal pur vecchio Reina, che è andato a distendersi cautamente nella sua sinistra. 3 minuti di recupero col Como che tenta di partire con Valle che va a sinistra, è un Cagliari molto statico, dobbiamo dire, sia in difesa che in attacco, dove praticamente Viola sta facendo il secondo centravanti, non va mai dietro a dare una mano al centrocampo e mi chiedo veramente il senso dell'utilizzo di un giocatore che ha caratteristiche diverse in un ruolo non suo. Anche ancora il pallone che viene fatto giostrare dal Como e forse in quel stai muto ci può essere anche la ragione di tutto. Attenzione a Valle, la palla in profondità con l'intervento di Obert, ancora lui costretto a fare da libero e da stopper, visto che Palomino in tutti e due i ruoli non può farli, ne fa mezzo. È altra ragione per la quale io continuo a dire che probabilmente il Cagliari deve scegliere un'altra filosofia. Attenzione a Strefezza, punta su Zappa, serie di finte, ancora Strefezza, il tocco all'indietro, intercetta Viola che rilancia un pallone lunghissimo sul quale non può arrivarci Piccoli, e in netto vantaggio in questo caso ancora una volta il difensore Kempf. Siamo alla metà del tempo di recupero, 46,5, col pallone portato dal Como, dato all'autore dell'Attis, si tratta di Perrone che imbecca anche stavolta Paz, da Paz a sinistra per Strefezza, un Cagliari un po' troppo immobile, punta a Strefezza, punta ancora a Zappa, tiro a giro e c'è il raddoppio del Como, 2-1. Un Cagliari che sembra il presepe di Natale e il Como che capovolge la situazione andando a realizzare, anche con un pizzico di fortuna perché Strefezza ha ceduto sul piede d'appoggio
scivolando, e così gli è venuto un tiro a giro alla Del Piero, che lui Del Piero non conosce nemmeno, pallone che ha abbracciato il palo e si è infilato in rete per il vantaggio del Como. Applaude Nicola, ma se non leva almeno 2 giocatori di quelli che ormai devono fare l'over 50, probabilmente non riusciamo a giocarci la partita. Ancora un'iniziativa di Strefezza, ha puntato su Zappa, tiro a giro e gol di Strefezza che ha portato il Como sul 2-1, capovolgendo il risultato che era maturato per gentile concessione di Reina, perché il gol del Cagliari è per il 50% almeno del portiere del Como, e ciò significa che siamo quasi 2,5 a mezzo nel risultato che abbiamo maturato fino a questo momento. Si sta concludendo il primo tempo, un primo tempo che sembrava poter essere camuffato dal gol del vantaggio, e che invece il Como ha scamuffato, ma facendo veramente poco, perché ha fatto veramente poco. Presepe difensivo sia in un caso sia nell'altro, è il giocatore in più in attacco che non sta facendo assolutamente nessun tipo di contributo al centrocampo, fa il doppio centravanti senza esserlo, un po' quello che fanno proprio i giocatori a fine carriera, soprattutto i portieri lo fanno, a dire il vero, che quando smettono di giocare nei campionati ufficiali vogliono fare gli attaccanti. Ecco, in questo caso non è un attaccante, altro pallone perso nel frattempo alla ripresa del gioco, e ancora Como che riparte, siamo oltre il terzo minuto per il tempo che è stato perso, ancora Strefezza, la sponda interno dell'area, attenzione, il pallone che viene controllato dal Como, dato all'indietro, per fortuna si perde l'azione, poi c'è il tiro da fuori con palla alta. O poniamo rimedio a una squadra che ha buchi dappertutto, oppure rischiamo veramente di uscire da Como con la speranza che perdano le altre squadre e non con l'idea di essere noi protagonisti del nostro destino. Il gol di Strefezza, ripeto, anche fortunato, tiro a giro comunque perfetto, che si è infilato nel palo lontano, nulla da fare per il pur bravo Caprile, e gol che porta sul 2-1 il Como in questo finale di primo tempo. Un primo tempo che, ripeto, il Cagliari poteva chiudere, se non in vantaggio almeno sul pari, ma 2 situazioni in cui è stato a dormire, prima con la linea di difesa affidata purtroppo a Palomino, che insisto nel dire è ormai un giocatore che va ricordato per l'ottima carriera che ha fatto, ma che non può continuare a giocare sulla base di quell'ottima carriera. Trasferisco il concetto anche a Nicolas Viola, che non può fare il centravanti a fianco di Piccoli, addirittura costruendo Piccoli, a giocare lontano dalla prima punta per creare spazio al giocatore, che poi nel momento in cui fa anche delle sciocchezze, tipo la rovesciata a centrocampo stile il nostro Savivinca, che quando ha iniziato a giocare a Cagliari faceva le rovesciate stile Poeto nella propria metà campo, ecco, di fronte a un rimprovero di un compagno, giusto, perché non sono gesti da fare in mezzo al campo, quelli non hanno prodotto nessun tipo di cosa, giusto per il contenuto, sbagliato perché magari in quel momento trovi il compagno abbastanza teso, ma dico, almeno chiedi scusa, solleva la mano e non urlare invece al tuo compagno stai muto, come ha fatto 2 volte Viola. E quindi rammarico per la situazione in cui si trova il Cagliari al termine di questi primi 45 minuti del match con il Como, una gara che ha fatto vedere una squadra di Nicola che è riuscita a portarsi in vantaggio, come ha detto dal nostro Vittorio, grazie alla complicità del portiere avversario in una delle poche discese messe in pratica dal Cagliari. Como che invece ha reagito con la minima forza, senza tante idee, come ha detto proprio nel penultimo collegamento dal nostro Vittorio. Non erano tante le idee del Como, ma sono bastate per riuscire a ribaltare il punteggio già prima del ritorno all'interno degli spogliatoi. Secondo gol in cui si è completamente dormito e si è guardato Cacheré che sfrecciava verso la porta. Ci sono queste disattenzioni, questi cali di tensione, di focus all'interno della formazione del Cagliari, che ormai sono un fenomeno da studiare e vanno analizzati in laboratorio. Sì, vanno analizzati nel laboratorio, ma ci sono dei dati concreti che ti dicono che il Cagliari non sta giocando a calcio, perché quando tu cominci a vedere 68% di possesso palla del Como contro il 34% del Cagliari, 14 tiri del Como contro i 5 del Cagliari, 294 passaggi del Como contro i 151 del Cagliari, 4 angoli a 0, insomma c'è una squadra che sta giocando e una squadra che non sta giocando. Assolutamente sì, e non vale neanche il discorso che spesso si fa della referenza, perché il Como è una grande squadra, visto che fino
fino a un mese fa avevamo più punti del Como all'interno del tabellone di Serie A e di conseguenza stiamo giocando con una nostra pari che però sembra essere di carattere, di livello decisamente diverso anche nella tranquillità e nella sicurezza con cui si affronta la partita, e quindi un primo tempo negativo che deve essere modificato in corsa da parte di Nicola. Nella prima parte comunque si è coperto molto il Cagliari, come raccontato anche proprio da te Vito in cronaca, è riuscito anche a essere bello organizzato, ma poi questi svarioni totali hanno portato prima al pareggio e poi al raddoppio. Non c'è stata l'intesa tra i due difensori o è proprio un problema che è affidabile anche alla totalità della formazione? Cioè, prima di partire bisogna spingerlo in 4 Palomino, ragazzi, quindi la sua duttilità, la sua capacità di scatto, la sua mobilità è limitata. Non è vero che Obert rischia di beccarsi il cartellino da un momento all'altro perché cerca di tamponare dappertutto. È inutile continuare a insistere su giocatori che non hanno più la condizione atletica per poter giocare, e vale il discorso anche per Viola. Magari Viola lo ha camuffato più volte con il gol, con la giocata, ma se tu vai a vedere l'economia di un calciatore, del calcio moderno, dove non basta essere fermo ad aspettare che ti colpisca il pallone in testa, devi cercare è il discorso che io facevo per la Padula, cioè è inutile aver ceduto la Padula se poi facciamo fare la Padula a Viola, a quel punto tenevi la Padula che era un attaccante vero, ma far fare alla Viola la Padula del caso mi sembra una cosa del tutto fuori luogo in questo campionato, e purtroppo io l'ho detto prima che capitasse l'episodio, ho detto Viola probabilmente gioca o per una considerazione che i compagni hanno di lui, che hanno rispetto perché possa essere una guida, oppure per gerarchie, per motivi altri. Nel momento in cui vedo un giocatore reagire con stai muto, invece che cercare di capire anche magari la frustrazione del compagno che non ha beccato un pallone in tutto il primo tempo, perché poi ti metti a rovesciare in mezzo al campo e a mandare la palla in fallo laterale, mi viene da pensare che queste gerarchie esistano e che non fruttino certo un'economia in cui la rendita della squadra è al primo posto nella considerazione generale. E sono valutazioni che dovranno essere fatte il prima possibile, al massimo speriamo per dopo la salvezza nel mercato estivo, quando si andrà a costruire la squadra dell'anno prossimo. Intanto anche i nostri tifosi abbastanza delusi al 340 5186 036 ci scrive Luigi tutto da rifare, anche Manuel non contento col suo messaggio Serie B addirittura, un po' drastico il nostro ascoltatore. C'è scritto anche Riccardo, l'atteggiamento di Viola verso il suo compagno molto negativo, così come la camomilla del gioco del Cagliari, non ci siamo proprio che si sveglino nel secondo tempo. Ciao Riccardo, speriamo che la camomilla non gli venga data negli spogliatoi adesso, come è successo in più di un'occasione, e che invece arrivi il Gatorade o comunque un energetico che possa dare più linfa al Cagliari. Pensi ci saranno già dei cambi anche da parte dell'allenatore? Non lo so, ci saranno i cambi e probabilmente è stato scambiato il tè di inizio partita con la camomilla dell'intervallo, perché ripeto, il Cagliari ha giocato a ritmi blandi, non ha giocato con personalità, non ha cercato il gioco, ha cercato il lancio lungo, la sponda, l'inserimento, il rimpallo, e non ha cercato invece di prendere il possesso del proprio centrocampo per tentare di proporre la sua partita. Questo è un dato di fatto. Ti sentiamo male, ristabiliamo il collegamento adesso Vito, ti torneremo da te da un attimo, adesso andremo a riprendere il nostro Vittorio Sanna per continuare a commentare questo primo tempo del Cagliari, purtroppo non in maniera positiva, perché nonostante, come abbiamo detto, l'avvio in cui c'è stato il vantaggio firmato da dopo a causa della papera di Reina, successivamente la squadra rossoblù ha subito prima il pareggio da parte di Cachere e poi il vantaggio di Strefezza. C'è nuovamente Vittorio, puoi continuare Vito. C'era anche prima, non so dove siamo arrivati con il ragionamento, quindi è andata così. Continuiamo con la nostra analisi. Stavamo parlando dei possibili cambi e se Nicola andrà a muovere la squadra già da adesso. Potrebbe anche esserci un richiamo disciplinare per Viola, visto anche quello che è successo precedentemente, che è stato visto in diretta. Io sospetto di no, probabilmente se esiste la gerarchia che ho intuito da questa mimica, credo che invece verrà rimproverato severamente Zortea per aver protestato. Non sarebbe la cosa giusta vista la situazione in cui si trova. Sarebbe una cosa giusta, perché nella logica di una squadra di fronte a un errore eventualmente tu richiami, incoraggi un compagno, però nel momento stesso in cui questo non è un errore,
ma è una fesseria metterti a rovesciare in mezzo al campo. Ci sta anche che ci sia un compagno che vuole giocare a pallone e che ti dice ma smetti di fare il buffone, e lì la reazione è ancora meno giustificabile, anche perché poi questo tipo di azioni lo si può fare solo in vantaggio, e appena dopo aver perso quella palla in fallo laterale abbiamo subito il gol di Caqueré, c'è stata proprio l'azione dopo. Infatti per quello mi sono concentrato così tanto sulla reazione di Viola, perché è sembrato proprio che il nervosismo poi abbia portato a non comunicare null'altro, e poi Caqueré si è potuto muovere davanti a Caprile e batterlo quindi per il pareggio. Vedremo se queste suggestioni poi si riveleranno tali, vedremo quale sarà l'atteggiamento di Nicola nelle scelte in questo intervallo. Noi, Vito, ci prendiamo una piccola pausa, non penso che al nostro rientro saranno già in campo le squadre, quindi torniamo a analizzare questo primo tempo tra Como e Cagliari, a tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ed eccoci a Suon di Gol su Radio Super Sound. Siamo nell'intervallo del match tra Como e Cagliari, una partita che vede il punteggio sul 2-1 in favore del Como. La rete in apertura di Adopo, che era riuscito a sfruttare un errore palese di Reina con un tiro sul primo palo che era passato per il vantaggio del Cagliari che si è un po' adagiato nel corso del primo tempo e ha permesso il pareggio di Caqueré e il successivo gol del vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione, grazie a Strefezza, che cadendo è andato a confezionare un tiro a giro alla Del Piero, come l'ha nominato il nostro Vittorio. Gol davvero strepitoso sul quale Caprile non poteva fare niente. Cagliari che è stato punito per un atteggiamento non eccelso nel corso dei primi 45 minuti di gioco. È un Cagliari che quindi deve ritrovarsi in questa seconda parte. Abbiamo parlato della possibilità dei cambi nella squadra rossoblu. Pensi che invece Fabregas ricorrerà qualche uomo dalla panchina già da questo intervallo? No, non credo, perché comunque il Como si è mosso bene, ha impostato con uno dei difensori centrali, ha spinto con i difensori di destra, e per quello che a noi è mancato sempre che sistematicamente un uomo, perché o va Piccoli a marcare oppure Viola non l'ha mai fatto, quindi male, cioè mi stavi anche tu adesso fuori onda elencando tutta una serie di dati relativi a Viola, e ci sono le prove insomma che gli stiamo concedendo chiaramente di giocare, malgrado il risultato sul piano strettamente tecnico e tattico non sia mai un risultato proficuo in modo devastante, e dobbiamo dire che vai a pensare sì, magari serve per tenere unito il gruppo, per riuscire a gestire i compagni, ma ripeto, quando vedi poi queste reazioni capisci che non è neanche questa la ragione. Infatti si perde anche il fattore punto di riferimento del giocatore più esperto, che è quello che molto spesso serve all'interno di una squadra, e vedremo se cambierà almeno
l'atteggiamento in questo secondo tempo. Ci aspettiamo un Cagliari più grintoso, più voglioso di andare a prendersi il risultato, di essere, come abbiamo detto in apertura, padrone del proprio destino, visto che con una vittoria potrebbe definirsi salvo senza andare a controllare quello che faranno le altre squadre nel corso della 36esima giornata. Ma una vittoria con questo atteggiamento sul campo di un Como, tra l'altro in formissima, è veramente complessa, visto anche un giocatore come Strefezza che sta venendo ritrovato anche da Fabregas nell'ultima parte, in cui ha perso Diao, che era il suo giocatore migliore, e ne ha trovato uno che ha compensato dal punto di vista tecnico. Questo è anche il mantenere l'ossatura compatta della squadra, Vitto. Sì, assolutamente sì, rientrano tutti. Viola è il primo che polemizza con l'arbitro, non so che cosa gli abbia da dire, ma tu fammi giocare perché sono anziano, non posso fare diversamente. L'arbitro lo sta ad ascoltare. Vedremo un po' che cosa succede in questo secondo tempo. Ripeto, io continuo ad avere delle perplessità e mi dispiace da tifoso innanzitutto, che vede il Cagliari giocare così. Non è certo un grandissimo piacere, e mi dispiace perché comunque io capisco che tutti quanti facciano il loro lavoro, ma purtroppo nel nostro compito c'è anche il sottoscritto deve fare il suo lavoro e non può fare a meno di annotare determinate situazioni. E quindi vedremo se potrà farci cambiare idea. Questo è quello che ci auguriamo nella seconda metà di gara, visto che rimane tra gli interpreti il numero 10 Nicolas Viola. Vedremo se riuscirà a dare un contributo in questo match tra Como e Cagliari nel risultato. Intanto salutiamo il nostro Vittorio, ti sentiamo tra pochissimo per la cronaca in diretta. A tra poco, Andri, a dopo. A tra poco, e quindi andiamo a vedere un po' di altri risultati nelle partite europee. Sono iniziate tanti match nel corso di questo pomeriggio. In Germania si è sbloccato anche la partita tra Kiel e Friburgo, col vantaggio dei padroni di casa del Kiel 1-0 il punteggio, quando ci troviamo al 33esimo, punteggio inaspettato visto l'ultimo campionato svolto dal Friburgo. Intanto sono iniziati 2 match per il gruppo retrocessione della Jupiter League belga: Berenschot contro Cercle Bruges e Kortrijk contro St. Truiden. In Premier League invece da 4 minuti in campo Fulham Everton, Ipswich Brentford, Southampton contro Manchester City e Wolverhampton contro Brighton. Queste le squadre che stanno contendendo in 3 punti all'interno del campionato anglosassone. Noi intanto andiamo a ricapitolare quali sono state le scelte dei 2 allenatori a inizio partita, che sono state confermate anche all'uscita degli spogliatoi dopo l'intervallo. Como in campo col 4-2-3-1, Reina il portiere, Voivoda, Goldaniga, Kempt e Valle i difensori, Caccherè, Perrone, D'Acugna, Nico Pass e Strefezza i centrocampisti, con i primi 2 che vanno a fare i mediani e gli ultimi 3 i trequartisti. Duvicas è l'unico riferimento per quanto riguarda la formazione padrona di casa. Cagliari schierato a specchio col 4-2-3-1, Caprile il portiere, Zappa, Palomino, Obert e Augello sono i difensori, 2 mediani, Macumbue a dopo, 3 trequartisti, Luvumbo a sinistra, Viola al centro e Zortea a destra, con l'unica punta Piccoli. Questa è la formazione dopo un primo tempo che non è stato esaltante, che ha visto il Cagliari passare in vantaggio in modo fortunoso e poi subire invece le 2 reti del Como per delle disattenzioni soprattutto a livello mentale della squadra, che non ha saputo reagire e coprire in modo degno sulle avanzate della squadra avversaria. E vedremo se questo secondo tempo ci potrà regalare un cenno un po' più positivo per quanto riguarda l'atteggiamento in campo e il gioco mostrato. Ci scrive il nostro Mauro D'Appuarto, l'abbiamo letto in precedenza, un malcontento generale, speriamo bene nel secondo tempo, ed è un po' il sentimento di tutti i tifosi che si aspettano i secondi 45 minuti giocati con una verve differente, con una grinta che ci possa rendere orgogliosi anche nella sconfitta, ma in più di un'occasione lo siamo stati quest'anno orgogliosi nella sconfitta giocando bene. Poi si è perso un po' quel sentimento col passare delle settimane, e adesso c'è un po' più di rammarico per le ultime uscite del Cagliari che non stanno emozionando dal punto di vista soprattutto dell'atteggiamento messo in pratica. Questo il riassunto un po' degli umori, delle sensazioni
per quanto riguarda questo Cagliari che è sotto nel punteggio contro il Como, anche se ha conquistato un buon calcio di punizione Macumbu, che si è fatto vedere molto nella prima parte, è riuscito in più di un'occasione a essere bravo nella gestione del pallone. Adesso si è conquistato anche un fallo da buona posizione, chissà che proprio Nicolas Viola non possa andare a redimersi per il passato, per questo primo tempo non eccelso, visto che la posizione di questa occasione davvero ghiotta. È cambiato il punteggio in Belgio nel match per la retrocessione tra Kortrijk e Sint-Truiden, dopo appena 4 lunghezze e vantaggio per gli ospiti. 1-0 il punteggio col gol del Sint-Truiden, che quindi sblocca il pomeriggio belga per quanto riguarda questo sabato di fine stagione. Si gioca appunto per la retrocessione, vantaggio del Sint-Truiden e vantaggio anche del Cercle Bruges, che contro il Beerschot va sull'1-0 dopo 5 minuti, quindi entrambe le partite sbloccate. Andiamo invece noi a sperare di vedere sbloccato il match del Cagliari, ce lo facciamo raccontare dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Purtroppo punizione alta da parte di Viola, alta anche non di poco, almeno 1 metro al di sopra della traversa, quindi nulla da fare neanche su calcio di punizione. Riparte il Como, il passaggio al di là della linea del campo, il tocco all'indietro di Strefezza, pallone giocato da Nico Paz, scambiato ancora con Nico Paz che tiene il possesso di palla, la posizione dobbiamo dire abbastanza arretrata in questa circostanza, il pallone che ritorna ancora da quelle parti con il passaggio all'indietro di Perrone che va a cercare il portiere Reina sul pressing timido da parte di Viola. Pallone giocato infatti facilmente dal Como, che esce dalle maglie offensive del Cagliari, il passaggio a destra per il controllo da parte di Voivoda, poi lancio avanti per la sponda a vantaggio ancora di Caccheré che va ad aprire a sinistra, attenzione a Strefezza, punta ancora il tentativo di cross, la palla è ribattuta, ancora Strefezza, punta nuovamente Zappa, la palla all'esterno, il tentativo di Perrone che tocca ancora verso sinistra, non poteva intervenire Strefezza che era in fuorigioco, rilancio di Zortea direttamente in fallo laterale. 49 minuti giocati, quindi 4 nel corso del secondo tempo, Strefezza che sta mettendo in difficoltà la retroguardia del Cagliari. Parliamo chiaramente di un giocatore che sembra essere un fenomeno, ma che è un buon giocatore, ma niente di straordinario. Il tocco di Paz ancora per Valle, ritorna all'indietro stavolta il Como sul tentativo di chiudere la parte del Cagliari, ma si ripropone immediatamente avanti con Caccheré che rende all'indietro ancora per l'impostazione di Perrone, Caccheré che poi va a cercare ancora il controllo di Kemp. Partecipano un po' tutti i giocatori del Como al fraseggio, ritorna all'indietro il pallone da questi a Goldariga che va in profondità, apertura, anzi verticalizzazione ancora per Paz nel duello con Augello, il tocco all'indietro, la sponda destra, attenzione Voivoda, il tocco all'interno, il tentativo di tiro ribattuto, ha cercato il gol Paz, pallone ribattuto dalla retroguardia del Cagliari e non riesce a ripartire il contropiede di Piccoli con retropassaggio ancora per Reina. Quando è iniziato il 51esimo minuto, Reina che tocca il pallone con il destro, Cagliari col baricentro di gioco addirittura sulla sua metà campo, anche nel momento in cui il pallone è ritornato da Reina. Nico Paz, passaggio all'indietro ancora col Cagliari arroccato, sembrerebbe quasi che il risultato sia proprio a favore, sia il Como a dover inseguire il risultato. Pallone portato ancora avanti, dato al di là della linea del campo per Nico Paz, da questi ancora per il tentativo d'attacco della squadra del Como, col pallone che arriva a Paz che non riesce a servire in profondità, ma a sostegno ancora un altro giocatore del Como, il passaggio a destra intercettato da Luvumbo, dobbiamo sperare nel contropiede, Luvumbo per a dopo a destra per Zortea che tiene il possesso di palla, cerca ancora a dopo che tocca all'indietro ancora per Zortea scusate, che a sua volta ritorna all'indietro su Palomino e quindi il Como si piazza, il Cagliari deve attaccare a difesa schierata, lo fa con grandi difficoltà, si affida al nostro playmaker, si tratta di Caprile, lì nello studio. E di conseguenza un commento critico per un avvio di secondo tempo non eccelso da parte del Cagliari, che non riesce a cambiare volto rispetto alla seconda parte della prima frazione, ancora abbastanza
compassato nella sua manovra l'organico di Nicola, che non riesce a trovare la via per attaccare con convinzione la squadra di casa, e si spera che da qui a poco si possano vedere delle modifiche che possano in qualche modo andare a variare il canovaccio finora visto in campo, dato che il Cagliari non sta dimostrando una grande qualità e che i tifosi stanno parecchio annoiando e innervosendo alla visione di questo match col Como, che non sta regalando di sicuro certezze e sicurezze nella interpretazione da parte degli 11 in campo. Intanto è cambiato nuovamente uno dei punteggi per quanto riguarda il campionato belga, perché sono emozioni forti sin da subito nella sfida salvezza tra Kortrijk e Santruiden. Dopo il vantaggio degli ospiti, immediato il pareggio dei padroni di casa, 1-1 il punteggio quando ci troviamo al 7° minuto. Davvero in un attimo ci sono state 2 reti, una per parte, un match subito acceso che vedremo come andrà a finire, anche considerando l'importante posto in gioco, visto che si sta giocando la permanenza nel massimo campionato belga per il prossimo campionato, così come tra Berenschot e Cercle Bruges. Questo è quello che sta accadendo in giro per l'Europa, ma andiamo a ricapitolare quello che invece accadrà per il campionato italiano. Si gioca anche in questa serata, sabato sera alle 20:45, la gara tra Empoli e Parma, le 2 formazioni che stanno lottando per rimanere all'interno del campionato di Serie A. Situazione decisamente peggiore per l'Empoli, che si trova al penultimo posto e quindi deve assolutamente trovare una vittoria per riuscire a scavalcare Venezia e Lecce e quindi portarsi fuori dalla zona salvezza. Parma che invece staziona al 16° posto con 32 lunghezze, a +6 dal Venezia che si trova al 18° e di conseguenza una vittoria per il Parma vorrebbe dire salvezza diretta e vorrebbe dire anche levare dall'equazione per il Cagliari l'Empoli nel caso in cui si dovesse ancora parlare di salvezza in bilico per quanto riguarda la squadra sarda. Di conseguenza grande focus, grande attenzione anche su questo match che ci sarà nella giornata di stasera, e vedremo quale sarà il destino, sperando di non doverlo capire dagli altri match, ma che possa arrivare già con un ribaltone in questa partita contro il Como. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontare questo secondo tempo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti.
nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabresiDentalClinic.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound, match tra Como e Cagliari che continua con il vantaggio della formazione di casa, si trova sul 2-1 anche in questo avvio di ripresa, nessun cambio rispetto ai 22 scelti per interpretare il match sin dal primo minuto, ma non cambia neanche la situazione in campo, una prima frazione che ha visto il Como avere maggior convinzione, maggior possesso palla nelle sue offensive, Cagliari che invece ha sfruttato al massimo l'errore di Reina per passare in vantaggio. Secondo tempo che non ha raccontato nient'altro di troppo esagerato, ma qualche minuto fa grandissima occasione per il Cagliari con lo spunto molto bello di Luvumbo sulla sinistra, il dribbling che ha concesso al numero 77 di andare a mettere al centro la sfera per servire Piccoli, ma la conclusione di testa del riferimento offensivo del Cagliari è risultata troppo larga e si è spenta sul lato. Era davvero un'occasione ghiotta qua, errore di Piccoli perché Luvumbo era riuscito a confezionare una palla davvero pregevole per il numero 91 che non è riuscito a sfruttarla a dovere. Cambiano i punteggi in vari campi colleghi che stiamo seguendo per quanto riguarda i match europei che stanno svolgendo in contemporanea. Passa in vantaggio il Mainz sul campo del Bochum per quanto riguarda la Bundesliga tedesca, così come è arrivato il pareggio del Friburgo contro il Kiel, punteggio di 1-1 quando ci apprestiamo ad arrivare all'intervallo per quanto riguarda i match in Germania. Passando all'Inghilterra invece si è sbloccata la gara tra Fulham e Everton, il vantaggio dei padroni di casa 1-0 il punteggio dopo 17 minuti e sembrerebbe essere riuscito a siglare la rete dello 0-1 anche il Brentford fuori casa contro l'Ipswich. Quindi questi i risultati dagli altri campi che stanno giocando in questo sabato pomeriggio che vede il Cagliari impegnato nella trasferta di Como. Ci sta provando con delle azioni sulla fascia la squadra di Nicola, che negli ultimi minuti ha preso un po' di più, qualche metro di campo per cercare di offendere gli avversari. Ancora però poche le idee che si stanno materializzando in questo incontro. Vedremo se un cambio della panchina potrà essere la carta giusta per smuovere le acque e far sì che gli equilibri visti finora si modificano in favore degli isolani. Ci scrive al 340 5186 036 il nostro WhatsApp per comunicare con noi in diretta. Ci ha scritto il nostro Mario con ciao Giulini. Giulini non ha mai fatto nulla per la squadra, si accontenta della salvezza, poi venderà i migliori. Insomma, cresce il malcontento tra i tifosi e oltre a quello nella squadra di cui abbiamo parlato in precedenza con qualche reazione esagerata. Dobbiamo dire forse anche nell'azione di Piccoli Luvumbo ha fatto un gesto quasi di stizza per l'errore del compagno. Non sono immagini rassicuranti quelle che arrivano da Como per l'umore e per la coesione che c'è all'interno dello spogliatoio, che nonostante stia arrivando piano piano al termine della stagione e lo stia facendo con anche un buon margine sulla zona salvezza e di conseguenza un umore che dovrebbe essere più rilassato, negli ultime settimane sta mettendo in evidenza delle caratteristiche che non fanno ben sperare per il futuro e mostrano poca compattezza tra gli interpreti in campo. Cambiano invece i due allenatori quando sono arrivati più o meno al quarto d'ora del secondo tempo. Due ingressi per il Cagliari, Felici e De Iola al posto di Viola e Zappa, quindi cambia drasticamente la formazione del Cagliari. Adesso bisognerà capire se De Iola andrà a interpretare il difensore centrale o se ci sarà uno spostamento forse a questo punto di Augello nei tre di difesa, con Felici che andrebbe a sinistra, Luvumbo potrebbe lavorare al centro alle spalle di Piccoli e Zortea rimarrebbe sulla destra. Vedremo se sarà così. C'è di fatto che sono usciti Zappa e Viola e sono entrati De Iola
e Felici per il Cagliari. Nel Como invece una sostituzione, c'è stato l'ingresso in campo del mattatore contro il Cagliari, l'uomo che si accende nelle partite con il rossoblu, ovvero Patrick Cutrone, che ha preso il posto di Duvigas nella circostanza, così come altri 2 cambi del Como, quindi 3 in tutto le sostituzioni per quanto riguarda Fabregas, che cambia il volto della sua squadra, dentro anche Van der Brent e Legenthart. Questi le scelte per quanto riguarda l'allenatore della squadra di casa. Abbiamo detto fuori Duvigas, fuori Voivoda e fuori Kakere, uno di questi è l'autore del gol, dentro Engelentar, Van de Bremp e Cutrone. Queste le persone selezionate da Mr. Fabregas per andare a giocare l'ultima mezz'ora di questo incontro. Forse ha visto un po' di calo di tensione il mister del Como e allora ha voluto mettere mano alla sua formazione. Cambi del Cagliari che invece sembrano abbastanza equi, abbastanza normali, senza una grande esposizione in zona d'attacco, almeno come messaggio rispetto alla tipologia di giocatori entrati in campo. Vedremo se invece ci sorprenderà il gioco di Nicola, nonostante l'ingresso di De Jola, che ha sicuramente caratteristiche molto più difensive. De Jola ha preso posto al centro del campo per dare una mano ad Adopo e Makumbu, mentre sembrerebbe che Augello sia scalato sulla linea dei difensori. Bisogna capire bene come sono disposti, se non anche il passaggio di Zortea sulla linea dei difensori, quindi l'interpretazione a 4 con Zortea largo. Vedremo se come verrà interpretata questa seconda parte di gara dai nuovi ingressi del Cagliari, che hanno il compito di sbloccare questo incontro, che fino a questo momento racconta di un vantaggio della formazione di casa, legittimato da un secondo tempo in cui i rossoblù non hanno spinto come avrebbero dovuto. Noi siamo pronti per immergerci all'interno del match e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 63 minuti di gioco, non ho capito dove si è piazzato Felici, non riesco a capirlo. Nel frattempo il Como che tenta di attaccare col pallone che viene ribattuto, mentre Zortea è sceso sulla linea di difesa per prendere il posto di Zappa, ma è Felici che non capisco se sta facendo l'esterno di sinistra in un 4-4-2 a questo punto, con Augello che è sceso anche lui sulla linea di difesa. Augello che dà dietro in questo momento ad Obert per Palomino, ecco i 2 centrali, c'è largo Zortea dall'altra parte, Augello da questo, 2 mediani, Adopo e Makumbu, forse 3 centrocampisti con De Jola che fa da interno, e poi una sorta di tridente, è una sorta di tridente con Luvumbo largo a destra e Felici largo a sinistra. Ecco il dispositivo, ora si legge un po' meglio anche guardando le posizioni in campo, chiaramente con Luvumbo e Felici che scendono insieme ai 3, si allineano ai 3 di centrocampo quando devono difendere. Il Como che imposta, sta vincendo il Como, però è il Cagliari che deve attaccare. Il lancio avanti con la palla che sfila, eccolo Cutrone che tenta immediatamente di conquistare il pallone, con Augello che riesce a disimpegnare dando al centro per l'avanzare di Palomino a destra per spingere con Zortea per Adopo che rende all'indietro ancora per Zortea che scarica il pallone su Makumbu cambia cercando dall'altra parte Augello, è corto il passaggio, la palla è ribattuta e termina in fallo laterale. Ha rimesso in gioco per il Cagliari, se ne incarica Obert che va immediatamente su De Jola per Augello che ritorna all'indietro ancora su Obert, da Obert la palla a Palomino, 65esimo che sta andando via, il tocco per Adopo, protegge bene il Como, lancio avanti, il colpo di testa di Zortea che libera la scorsa di Luvumbo che può partire, entra nel lato corto Luvumbo, il tiro sbagliato da parte di Luvumbo che cerca l'angolo lontano, ma Strefezza ha fatto decisamente molto meglio dall'altra parte rispetto a lui, sinistro lontanissimo dai pali della porta di Reina, tiro a giro cercato da Luvumbo, pallone altissimo sul legno. Tutto questo quando il secondo tempo continua a scorrere, con il Cagliari che tenta qualcosa ora con i suoi 2 esterni d'attacco, e cioè con Felici da una parte e con Luvumbo dall'altra. C'è anche Spalletti in tribuna che non sembra divertirsi molto, anzi una sorta di inizio di abbiocco, possiamo dire, nei confronti del tecnico della nazionale in questo secondo tempo. Attenzione ancora all'attacco portato dal Como con il tocco ancora centrale, imposta la squadra lariana col passaggio a destra nella zona di Engel
Engelhardt che va ancora a destra a cercare l'altro, Van der Brent, il pallone che viene portato indietro da Van der Brent e che va ancora su Goldaniga, riprende il fraseggio del Como, padrone del campo oltre che padrone del risultato, con un Cagliari che continua ad aspettare. Chissà se Babbo Natale arriva. Il pallone è ancora intercettato, vediamo il contropiede, colpito e non affondato Piccoli, ha praticamente colpito le caviglie, in questo caso il lancio in profondità di Palomino l'ha colpito bene e il pallone infatti è tornato indietro. Recuperato ancora dal Como che imposta quando siamo ormai al 67esimo minuto con il risultato che non cambia, Como 2 Cagliari 1. E quindi riprendiamo linea da studio per continuare a analizzare, a vivere questo match tra Como e Cagliari. Punteggio ancora che non sorride ai rossoblù, visto che i padroni di casa mantengono il vantaggio in questo secondo tempo. 2 cambi, come abbiamo detto, effettuati dal Cagliari, sono entrati Felici e De Iola e grazie al contributo del nostro Vittorio Sanna abbiamo potuto ricostruire la formazione messa in campo da Nicola per cercare di pareggiare la partita. Si è passati praticamente a un tridente in zona offensiva con Luvumbo che è andato a giocare a destra come ala, mentre Felici si è posizionato sulla sinistra, entrambi col piede forte a rientrare, quindi opposto rispetto alla fascia di competenze. Questo ci fa pensare a dei cross maggiormente tagliati, a dei tiri da parte degli esterni rispetto alla ricerca del fondo, ma oltre a questo l'ingresso di De Iola ha fatto sì che uscisse Viola e che Zortea dovesse retrocedere sulla linea dei difensori con la difesa a 4 che è formata da Zortea, Palomino, Obert e a sinistra da Augello. Questo è il dispositivo tattico del Cagliari per il finale di questa trasferta in terra comasca, nella ricerca del gol che vorrebbe dire riequilibrio delle parti. Vedremo se sarà così e nel caso se le scelte di Davide Nicola potranno dare un risultato positivo alla formazione sarda nella ricerca appunto di questo gol così importante. Cambio dei punteggi all'interno delle altre partite dell'aspetto europeo, della vetrina europea, perché il Brighton dopo aver visto il gol del vantaggio annullato per fuorigioco è riuscito a passare in vantaggio invece grazie a un calcio di rigore trasformato, mentre il Kortik ha ribaltato completamente il punteggio, era passato sotto contro il Sant'Ruiden nella sfida salvezza, ora si trova sul 2-1 per il Cagliari. È arrivato l'ammonizione, la prima della formazione rossoblù per dopo per una trattenuta su Nico Pass. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e torniamo a raccontarvi tra pochissimo il secondo tempo tra Como e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
E quindi primo giallo anche per il Cagliari in questa trasferta in terra comasca contro il Como, ammonito a dopo per una trattenuta reiterata ai danni di Nico Pass, che ha portato alla prima sanzione disciplinare per la formazione di Davide Nicola. Giallo per il suo centrocampista, un po' forse ha esagerato il cartellino giallo, però era abbastanza evidente la trattenuta. Poi l'arbitro dopo che ha visto che Nico Pass ha perso il pallone successivamente è andato a redarguire il giocatore cagliaritano, nonostante lo spagnolo abbia perso il pallone in maniera abbastanza indipendente. Spagnolo che poi ha dovuto aspettare l'arrivo dei medici e si è fatto fasciare la mano per un contrasto forse successivo con Palomino, dove aveva perso il pallone proprio, che gli è costato una medicazione da parte dello staff medico. Continua il nervosismo, continua a darsi le colpe l'un l'altro i giocatori del Cagliari, perché ha sbagliato il lancio Macumbu accelerando troppo e sbagliando la misura per cercare di servire piccoli. Felici subito mani alte e a lamentarsi sbattendosela addosso. Non sono questi i messaggi indiretti che vogliamo vedere dai giocatori rossoblù. Ci vuole coesione, ci vuole un unico obiettivo e andare a cercare di raggiungerlo tutti insieme. Non bisogna iniziare a darsi le colpe l'un l'altro per andare a scusarsi dell'insuccesso dell'organico al completo. Sembrerebbe essere pronto a entrare Pavoletti nella formazione rossoblu. Vedremo se effettivamente sarà così. Sarà l'ingresso del numero 30 il prossimo per la squadra di Davide Nicola. C'è da dire, ancora una volta si sceglie l'esperienza e non si sceglie la sregolatezza, se così possiamo dirla, di un giovane della primavera. Dentro quindi Pavoletti e fuori a dopo l'unico ammonito Cagliari, che ora gioca penso con un 4-2-4 a questo punto, perché abbiamo Pavoletti e Piccoli come riferimenti centrali e Felici e Luvumbo invece come ali all'esterno nelle fasce per cercare di offendere la squadra oggi in casa. Questo la seconda scelta, i secondi cambi di Nicola, con il Cagliari che però continua a perdere dei palloni davvero brutti a centrocampo, con degli errori grossolani che non si addicono a una squadra di Serie A e non si addicono a una squadra che in passato invece era riuscita a esprimere un calcio decisamente più convincente. Usciamo un attimo fuori da questo Como Cagliari nell'attesa che magari una notizia positiva ci ricatapulti dentro. Andiamo a vedere quello che sono le attese per le partite di domani di questo 36esimo turno di Serie A, perché a 12:30 scende in campo forse la sfida meno attesa di tutte, quella tra Udinese e Monza, due squadre che non hanno più niente da chiedere al torneo. Udinese che nell'ultimo turno è riuscito a portare a casa i 3 punti contro il Cagliari, imponendosi per 2-1 in trasferta. Monza che invece doveva tentare di assaltare la Serie A e la salvezza fino a 2 mesi or sono, in cui ci si sperava tanto all'interno della tifoseria della squadra lombarda. Ora invece si trova a 15 punti con un filotto di sconfitte che parlano chiaro del destino dei Brianzoli, che l'anno prossimo giocheranno con certezza all'interno del campionato di Serie B. Ci scrivono i nostri ascoltatori al 340 51 86036: non si può continuare così, cambi insufficienti e il risultato non cambia. Siamo d'accordo con il nostro ascoltatore, con il nostro Mauro, perché le scelte di Nicola anche oggi sono da giustificare, visto che non si comprende bene come dovrebbe esserci maggiore spinta offensiva quando ci sono stati dei cambi abbastanza difensivi. Se andiamo a vedere gli interpreti selezionati, è vero che è uscito Zappa che faceva il difensore, ma per ovviare alla sua sostituzione è messo semplicemente un altro attaccante in difesa, quindi non è che la spinta si sia modificata di tanto. Sicuramente più offensivo il cambio a dopo Pavoletti, ma forse ancora una volta ci speravamo di assistere a una scelta differente da parte del nostro mister, con magari l'ingresso in campo di un giocatore facente parte della primavera. Non è stato così, è stato scelto Pavoletti e la sua esperienza. Speriamo che, come è successo in passato, il suo contributo possa essere decisivo. Ricordiamo la vittoria a Verona, legittimata dal vantaggio iniziale proprio del numero 30 cagliaritano. Vedremo appunto se sarà così e se ci sarà spazio nel finale per qualche giocatore della primavera, se non si dovesse raggiungere il pareggio con coloro che sono stati già scelti da parte di mister Nicola. Quello
è un po' l'augurio che ci facciamo anche in una giornata così negativa. Potrebbe essere effettivamente una cosa a favore vedere l'ingresso in campo di un giovane della Primavera. Intanto il giallo che abbiamo raccontato qualche tempo or sono è arrivato nei confronti proprio di Pavoletti, che appena entrato è andato a commettere fallo su Kempf, giallo abbastanza inventato. Infatti Pavoletti chiede all'arbitro se c'è con la testa, non è assolutamente d'accordo con la decisione del direttore di gara, e ci sentiamo di essere d'accordo con il nostro capitano, visto che c'è stato grande cattiveria da parte di Pavoletti. Neanche lo scontro sembrava essere così tanto duro, non ci si trovava in una posizione del campo che avesse potuto giustificare questa presa di posizione da parte dell'arbitro. Vedremo se questo cartellino giallo andrà anche a condizionare un po' la gara del capitano del Cagliari, entrato in questo secondo tempo per dare la carica ai suoi, e l'atteggiamento, almeno quello di Pavoletti, è quello giusto, perché se è vero che ci si aspettava l'ingresso di qualche giovane della Primavera, almeno il numero 30 di sicuro non sta facendo mancare l'impegno, è l'unico che corre davanti per cercare di disturbare la manovra del Como. Non ha avuto ancora successo in questo obiettivo, ma ci auguriamo che possa averlo di lì a poco, perché è una gara davvero complessa quella del Cagliari, che tra l'altro ha subito anche il gol del 3-1 qualche minuto or sono con Patrick Cutrone, ma annullato per posizioni irregolari. Speriamo che questa volta la decisione venga confermata dal VAR, ma vi devo dire la verità, ho dubbi anche stavolta, perché Augello sbaglia completamente l'allineamento col resto dei difensori, e a questo punto aspettiamo di darvi conferma del gol annullato o meno. C'è da dire che anche in questa occasione la difesa ha lasciato parecchio a desiderare, un tocco sopra del centrocampista per servire la corsa del suo attaccante, Cutrone che è arrivata a tu per tu con Caprile, l'ho battuto in modo freddo con un tiro raso terra, e vedremo se sarà gol o meno. C'è stata attesa in questi ultimi minuti, ma sembrerebbe proprio che Augello l'abbia combinata, o forse di qualche millimetro no, ma stiamo davvero parlando di distanze infinitesimali, quelle che vanno a decidere della regolarità o meno del gol di Cutrone. Sarebbe una batosta per il Cagliari, ma una batosta anche meritata, perché anche stavolta la difesa non ha capito assolutamente niente del movimento che gli avversari stavano svolgendo per cercare di offenderla. Noi intanto andiamo a farci raccontare se gol o meno insieme alla partita dal nostro Vittorio Sanna. Potevi anche evitarmi di dare la linea, sì, è gol, 3-1 per il Como, 3-1 gol di Cutrone, purtroppo l'abbiamo chiamato quasi, gol di Cutrone, è l'ennesimo presepe di Natale, con il tocco sotto e con l'inserimento, io veramente visto anche dalle spalle, andate a rivedere il gol e guardatevi un po' a che passo va il Cagliari, cioè veramente incredibile, cioè è una situazione incredibile, esce Luvumbo per tentare di recuperare il risultato ed entra in campo Gaetano, esce anche Macombu, escono Macombu e Luvumbo, entrano Gaetano e Marin. Ormai secondo me siamo nella confusione generale, anche Luvumbo è tutt'altro che felice di questo cambio. Siamo sul 3-1 per il Como e dobbiamo veramente tifare le altre squadre se vogliamo salvarci, perché questa situazione sta peggiorando di settimana in settimana. Mi rattrista doverlo dire, mi rattrista perché attenzione, il Como ancora che ruba palla, punta verso l'area, attenzione il tacco, inserimento in area, tiro ribattuto e palla in calcio d'angolo. Rischiamo veramente di andare a prendere l'imbarcata contro un Como tutt'altro che irresistibile, e il Cagliari che ormai va a 10 all'ora, cioè è una squadra che sembra una squadra di subbuteo, una squadra di biliardino, quella secca al posto delle possibilità di muoversi, veramente incredibile. E siamo ancora a 10 minuti alla fine e dobbiamo dire che in questa partita abbiamo visto solo il Como, perché è vero che il Cagliari è andato in vantaggio, ma su una papera clamorosa di Reina e con un primo tempo in cui il Cagliari non ha mai gestito il possesso di palla. Angolo per il Como, parte in cross all'interno, pallone allontanato da Augello, l'autore della linea sbagliata. Nel primo tempo la linea sbagliata è stata sbagliata da Zappa, stavolta è stata sbagliata da Augello, insomma la linea non riesce proprio a farla il Cagliari in difesa. Attenzione ancora Como che continua a giocare il pallone, il Cagliari continua a difendere malgrado il risultato sia adesso a +2 per i padroni di casa
squadra che continuano a giocare e a -2 per la squadra che non ha mai iniziato a giocare. Ora la ribattuta di Oberst, pallone ancora rimandato avanti, il tentativo di affondo di Van den Brent, pallone all'interno, tocca all'indietro Palomino, la palla per Caprile, da questi centralmente per Marin che può impostare, avanza portando palla, tenta il lancio lungo per Piccoli, esce Reina che stava per combinarla anche stavolta ma riesce a mettere in movimento i suoi, pallone a sinistra per il tentativo d'attacco ancora con Nico Paz che riceve il pallone protetto e il Cagliari che tenta di ribattere, ancora un pallone avanti tenuto in gioco stavolta da Deiola, parte ancora il Como interno dell'area, il tentativo di tiro con Deiola che riesce a rimediare dopo aver tenuto in gioco l'avversario, si trattava di Fadera che era andato via nella corsia di sinistra. Attenzione ancora a questo pallone che viene ribattuto, recuperato ancora dal Como quando siamo al minuto numero 82, appena iniziato, punteggio di 3-1 per il Como, con il Cagliari che continua a non esserci, che continua a fare presenza e basta in questa partita. Milano Studio. E purtroppo l'umore di Vittorio racchiude un po' la giornata di oggi e la partita che è stata fino a questo momento quella tra Como e Cagliari. Ci scrive al nostro 340 5186 036 il nostro Riccardo: Cutrone che segna solo col Cagliari, umiliante, ma molto più umiliante l'atteggiamento messo in campo dagli 11 scelti da Nicola e anche dai successivi cambi. Qualcuno forse si è distinto un po' di più rispetto agli altri, ma davvero niente di eccezionale. Fa benissimo Vittorio a mettere in evidenza a che velocità muove il Cagliari, perché sembra davvero che ci siamo salvati da metà della stagione e non dobbiamo più chiedere niente perché non possiamo andare oltre, invece non è così, ma quello che trapela dai gesti non verbali dei giocatori del Cagliari e dall'atteggiamento nell'andare ad attaccare la partita è quello davvero di una squadra già in vacanza, e ci auguriamo che gli altri possano regalarci questa vacanza anticipata, ma di sicuro non ce ne andiamo in estate, non chiudiamo il campionato con l'entusiasmo che in alcune circostanze abbiamo avuto all'interno di questa stagione. È un finale un po' rammaricato anche oggi, nessun esordio per nessun uomo della panchina. Io a questo punto, se dovessero arrivare le sconfitte delle altre partecipanti e dovessimo quindi andare a giocare le ultime partite senza avere più un obiettivo, mi aspetto la presenza sin da subito comunque per buona parte dei giocatori giovani, perché almeno bisogna mettere le basi per quello che sarà il futuro nel caso in cui le squadre, come abbiamo detto, che stanno ancora vedendo per la sfida nella lotta a salvezza, dovessero andare a perdere in questo 36esimo turno. Ci scrive il nostro Dino Dall'Odi: ciao, vedo secondo me Nicola sta rischiando la riconferma, se qualche settimana fa aveva delle certezze, oggi la vedo male. Oggi effettivamente è un sentimento che sta crescendo sempre con maggior popolarità purtroppo all'interno della tifoseria del Cagliari. Fino a qualche mese fa saremmo stati sicuramente opposti, visto anche il carattere che il Cagliari era riuscito a dimostrare nel corso della stagione in più di un'occasione, anche contro avversari decisamente più attrezzati di lui. Bene, le ultime uscite stanno invece raccontando di un finale di stagione in cui le certezze acquisite si stanno sgretolando, tutto quello che si era fatto di buono sta lasciando il passo alla delusione cocente all'interno della tifoseria, e questo sicuramente non va ad aiutare la posizione di Nicola, o almeno non la va a solidificare, come ha detto bene il nostro ascoltatore, come era fino a qualche settimana or sono. E queste sono purtroppo i dati e gli argomenti che vengono fuori da questo match con il Como, una gara che era riuscita che il Cagliari è riuscito a portare dalla sua parte con il fortunoso gol nel primo tempo di Odopo, ma che poi è andata a perdere per una totale assenza di carattere nel cercare di attaccare il Como. 2 gol completamente identici, quello di Chiacchieré nel primo tempo col lancio del centrocampo e la difesa completamente ferma, e quello del 3-1 di Cutrone. Anche stavolta con tutta la tranquillità del mondo il rappresentante della linea mediana della squadra di casa è andato a giostrare il pallone per poi servirlo al suo attaccante, che è arrivato a tu per tu con Caprile, è stato bravo a batterlo con un rasoterra preciso. Caprile che non ha avuto particolare colpa in nessuno dei 3 gol, una difesa invece che ha lasciato parecchio a desiderare in questi 90 minuti. Andiamo a finire il nostro giro per capire quale sarà il resto della 36esima giornata, perché si gioca anche alle 15 nella giornata di domani, match salvezza, quello
duello tra Verona e Lecce, con la squadra gialloblu che si trova a una lunghezza di distanza dal Cagliari, che quindi con un eventuale anche solo pareggio potrebbe definirsi già salva, anche non aspettando se dovessero anzi perdere le altre concorrenti alla Serie B, quelle che si trovano nelle posizioni più basse. Lecce che invece si trova appena un punto di distanza dal Venezia. Qui i 3 punti in questo appuntamento sarebbero chiave per rilanciare le speranze salvezza di una squadra salentina che ha vissuto dei momenti all'interno della stagione, ma che sicuramente nell'ultimo periodo non sta macinando i punti necessari a mantenere la categoria, e di conseguenza si trova invischiata in tutto e per tutto nelle battute conclusive di questa sfida salvezza per il campionato 2024-2025. Dopo il Verona Como ci sarà invece saranno 2 gare che riguardano la testa della classifica. La prima alle 18, quella tra Torino e Inter, con i nerazzurri che dopo aver strappato il biglietto d'accesso alla finale di Champions League superando il Barcellona cercheranno di centrare anche l'obiettivo campionato, che ora sembra sfuggire sempre di più a causa di un ottimo Napoli che ora occupa la vetta. Torino-Inter sarà chiave, visto anche che i Granata non si giocano niente se non l'onore della partita. Vedremo se l'Inter avrà maggior fame e riuscirà a far proprio il risultato. Si gioca anche tra Napoli e Genoa, un'altra partita tra una delle prime della classe e una che non deve più chiedere nulla al campionato, proprio come il Grifone. Tra l'altro tifoserie anche gemellate, quelle tra Napoli e Genoa, e di conseguenza ci aspettiamo un Napoli che possa trovare il successo che gli consentirebbe di mantenere la testa della classifica con sicurezza nei confronti proprio dell'Inter. Questo è come si concluderà la giornata di domani, questa domenica appunto del 36esimo turno, che però non si esaurirà in questo weekend, ma continuerà con 2 partite lunedì pomeriggio. La prima alle 18:30 tra Venezia e Fiorentina, partita chiave proprio per la salvezza del Cagliari, visto che si deve attendere il risultato proprio di queste 2 interpreti, Venezia in questo caso ed Empoli, come abbiamo già detto in precedenza. Invece concluderà questo turno, questo 36esimo turno, il match tra Atalanta e Roma, in una gara delicatissima. Atalanta che si trova al terzo posto e con un successo quasi potrebbe assicurarsi l'accesso in Champions League, visto che per ora ha 5 punti di distanza dalla Roma, e Juventus e Lazio invece si sfideranno a vicenda entrambe, anche se con 63 punti. Ma anche importante quello che farà la Roma, perché viene da 3 successi. La Roma che sta continuando a viaggiare su un ritmo altissimo, non perde la meta dicembre. Chissà se riuscirà a centrare una qualificazione in Champions League, che fino a qualche mese or sono sarebbe parsa impossibile, visto l'andamento avuto dalla squadra capitolina nella prima parte di questo campionato. Questo è il resoconto conclusivo per quanto riguarda il 36esimo turno del campionato di Serie A. Intanto andiamo a dare degli aggiornamenti riguardo agli altri match che si stanno giocando in contemporanea con il Cagliari. In Germania sono attive 4 partite. Mainz in vantaggio 2-0 sul campo del Bochum, 0-0 ancora tra Werder Brema e Lipsia, mentre il Friburgo è riuscito a ribaltare il punteggio, ora si trova sul 2-1 in casa del Kiel. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, cambia nuovamente il punteggio del Fulham dopo il vantaggio dei padroni di casa bianconeri. È arrivato negli ultimi minuti del primo tempo il pareggio da parte dei Toffees dell'Everton, e quindi 1-1 il risultato al tramonto dei primi 45 minuti in questa sfida di Premier League. Si gioca anche in Spagna, come abbiamo detto, con il Celta Vigo in casa contro il Siviglia, 1-0 il punteggio al 31esimo minuto, mentre in Eredivisie tra Walwick e Ereven è 1-0 quando il match è iniziato da appena 18 lunghezze. Questo è il recap sia della Serie A sia degli altri match che si stanno giocando in questo pomeriggio, mentre ci si appresta a vivere l'ultima parte di questo match tra Como e Cagliari. Vi ricordo il punteggio di 3-1 quando ci troviamo praticamente pronti al tempo di recupero. Sembra davvero impossibile per il Cagliari andare a fare punti in questa trasferta con questo poco tempo che è rimasto da giocare. Vedremo se le impressioni verranno confermate dal campo. Intanto andiamo a vivere i minuti conclusivi della partita attraverso la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Sì,
Sì, c'è un giocatore del Como a terra, saranno 6 minuti di recupero e se saranno intensi come quelli che abbiamo vissuto, attenti ai colpi di sonno. È pronto a riprendere il gioco, 3-1, protesta Nicola, non capisco che, cioè è inutile andare a cercare i minuti, non hai giocato per 90 minuti, adesso non ti bastano 6, vediamo un po' se ti bastano. E Kemp, il giocatore che è rimasto contuso a terra dopo lo scontro con Pavoletti, quindi 6 minuti di recupero che dovrebbero partire dal momento in cui ripartirà il gioco e quindi arriveremo a 97 probabilmente, perché stiamo riprendendo a 90 e 40. Tocco centrale con il pallone che viene giocato da Palomino, calciato avanti, il colpo di testa, speriamo in un colpo di coda del Cagliari in questo finale, ma mi pare che i presupposti per adesso non ci sono, vediamo se c'è un risveglio improvviso. Gaetano per De Iola, ancora Gaetano, pallone che viene servito centralmente per Marin, poco fa Marin ha messo un buon pallone dentro l'area, non ha concluso verso la porta ma non c'era nessuno dall'altra parte e invece attenzione, parte il contropiede del Como, portato centralmente col pallone che viene ancora servito dentro ma ribattuto, ancora tentativo del Como con fallo da parte di Palomino e quindi calcio di punizione in favore del Como. 91 minuti e mezzo, ripeto, dovremmo arrivare a 97, è rimasto a terra in questo caso il giocatore che ha subito il fallo, Perrone, se non lo picchia Palomino non lo prende mai anche se non corre e quindi calcio di punizione per il Como che chiaramente a questo punto cerca di ottimizzare anche questa partita. 3-1, risultato rotondo, ma rotondo è anche il dominio della squadra di casa nei confronti di un Cagliari inesistente, impalpabile, senza grande midollo osseo e quindi abbastanza facile il tutto. Calcio di punizione con Nico Paz che dialoga con il compagno per la battuta, il compagno è appunto il giocatore che è entrato nel corso del secondo tempo, cioè Moreno, Alberto Moreno. Parte Nico Paz, il tiro a giro, il pallone che non passa lontano dalla destra della porta di Caprile, stava per beccare il gol da una distanza ragguardevole, mamma mia, è passato veramente vicino girando questo pallone e andando a carezzare il 7 alla destra di Caprile. Ora è un intervento durissimo da parte di un giocatore della squadra di casa, ancora Strefezza che viene con la ringa da parte del proprio allenatore che non è mai domo, neanche dopo il 3-1, 93esimo col Cagliari che tenta di attaccare. Obert all'indietro per il controllo di Palomino che calcia avanti, stacca Pavoletti, la palla direttamente al vecchio Reina che con le mani può catturare il pallone e prepararsi al rilancio. Grande punizione quella di Nico Paz, vediamo da quest'altra, sì, è passata proprio vicino, non sono io che mi sono fatto ingannare dalle prospettive. E siamo al rilancio con il pallone nella zona di Augello, manca lo stop in questo caso Cutrone, autore del gol del 3-1. Augello lo rimette in gioco a favore di Obert dà al centro per il giocatore centrale e c'è ancora Palomino che calcia ancora in verticale, la sponda all'indietro per De Iola che apre malamente a sinistra, pallone a 30 metri di distanza dalla posizione in cui è Augello, destinato al fallo laterale, neanche se fosse bip il famoso cartone animato sarebbe arrivato sul pallone. 94esimo che sta andando via, ne rimangono 3 a non giocare perché non li stiamo giocando. Ancora Augello, il passaggio in profondità, anticipo netto su Pavoletti, interviene ancora Marin che dà a Felici, vediamo se Felici inventa qualcosa, sposta il pallone, va giù, riesce ad allargare a destra per Zortea che può andare al cross all'interno dell'area, staccano in tanti, nessuno prende il pallone, né Pavoletti né Piccoli, il pallone viene allontanato ancora dal Como che tenta di rilanciare la sua azione, mette in fallo laterale Nico Paz, sarà rimessa in favore del Cagliari con l'arbitro che invita ad aspettare, vediamo se c'è stato qualcosa di irregolare dentro l'area. È andato a volare via Pavoletti, ma mi pare che tutto sia regolare, infatti il gioco riprende. Marin ancora per Obert all'indietro per il controllo di Gaetano che va in verticale per Felici, che apre a destra per Zortea, vediamo se Cagliari riesce a riaprire il match almeno nel finale. Felici, tentativo di tiro cross ribattuto, pallone che ritorna a Zortea, può proporre un nuovo cross, pallone che invece è da mettere giù perché c'è un giocatore del Como a terra, probabilmente colpito, è Goldanica in questo caso. Attenzione,
attenzione, vedo il cartellino annotato perché stavolta è Piccoli il giocatore che viene ammonito. Piccoli che ha dato così frustrazione, viene inquadrato Pavoletti, ma se fosse lui sarebbe la seconda ammonizione, e invece il cartellino giallo è l'indirizzo di Roberto Piccoli. 2 minuti ancora da giocare, anche Piccoli ammonito. È chiaro, in questo caso è stato veramente chiaro il fatto che Piccoli fosse in frustrazione perché Goldanica non lo mollava, lui ha rifilato un mezzo ceffone. È pronto per il rilancio il portiere del Como Reina, calcia in questo momento, pallone al di là della linea centrale del campo, dove ancora c'è la ribattuta del nostro Palomino, del buon Palomino potremmo chiamarlo per una questione di età. Poi pallone ancora giocato in diagonale per De Iola che tenta di ripartire, porta ancora il pallone, va a cercare Pavoletti che apre a sinistra nella direzione di Augello che può andare a crossare dalla tre quarti, pallone all'interno, arriva Felici, pallone ribattuto però ancora dalla retroguardia del Como, che riesce anche ad evitare il fallo laterale quando manca ormai un solo minuto alla fine. La palla nella zona di Palomino che riesce a colpire nel duello con Cutrone, che a momenti ruba il pallone, anzi che ruba il pallone a Zortea, costretto al fallo, calcio di punizione per il Como, e su questa azione secondo me l'arbitro manderà tutti a bere la camomilla che è rimasta. Il pallone è da rimettere nel punto in cui è avvenuto il contatto, non mi pare che l'arbitro abbia voglia di proseguire, anche lui si sta annoiando e dice morti per morti, finiamo prima la partita. 3-1 del Como sul Cagliari, dobbiamo aspettare, dobbiamo tifare tutte le squadre che giocano con le concorrenti della squadra rossoblu come la settimana scorsa. E di conseguenza non cambia nulla per quanto riguarda il Cagliari, aumenta solamente la delusione dei tifosi, l'indirizzo della squadra. Adesso ci sarà l'attesa per vedere le altre partite che si giocheranno in questo weekend, ma sicuramente grande rammarico per il Cagliari e tanti i pensieri all'interno della società per il prossimo anno che stanno iniziando a montare. Vedremo come continuerà questa fase finale di stagione non positiva per i rossoblù. Noi siamo in chiusura con il nostro programma, appuntamento Vitto per domenica prossima, sicuramente domenica, non sa ancora l'orario per il match con il Venezia, sperando di non dover ancora aver paura di vecchi fantasmi. Ma veramente io non so più che cosa pensare, cioè nel senso che avevamo la possibilità di chiudere anzitempo la stagione, ce la stiamo rinviando di domenica in domenica. È complicato, è anche complicato portare i temi, perché se io vengo bastonato, almeno lo dico, un pizzico di reazione c'è. Io non ho visto oggi reazione da parte della squadra dopo la partita persa la settimana scorsa. Questo mi preoccupa seriamente, perché se tu perdi la partita con l'Udinese, la perdi male, prendi le critiche, le bastonate e compagnia, e la settimana dopo sei di gomma, io veramente non so cosa pensare. Sono interrogativi importanti, e purtroppo che non ci saremmo voluti fare in questo finale di stagione per quanto riguarda il Cagliari, quindi rimaniamo in attesa degli altri risultati. Sono molti molto arrabbiati anche i nostri tifosi. Sarà contenta la moglie di Gianfranco Matteoli, ci scrive uno dei nostri tifosi, che il Como ha voluto il Cagliari visto che lei è di Como, almeno si trovano temi differenti e non troppo negativi. Non credo nemmeno in questo, perché poi la moglie di Gianfranco è più sarda dei sardi, insomma. Esattamente, ci scrive anche il nostro Dino e racchiude un pensiero condiviso: non mi va di sperare sugli altri, svegliatevi. È veramente un riassunto perfetto del nostro ascoltatore. Noi non ci resta che dare appuntamento a domenica prossima per il match tra Cagliari e Venezia, l'ultimo match in casa. Vitto, appuntamento a domenica, sperando di raccontare emozioni differenti. Speriamo bene. Grazie Andrea, grazie a tutti, buona serata. E io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso.
calabresedentalclinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.